Se prendiamo posto, già iniziamo con i lavori. Stai qui. Buongiorno a tutti. No, devi... Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Oggi proviamo con questo appuntamento che abbiamo chiamato Summit Aria Pulita per il Veneto, proviamo a cambiare il paradigma rispetto ai ragionamenti intorno alla qualità dell'aria, di cui spesso per prima Legambiente ne parla in termini negativi, perché purtroppo è un dato di fatto, viviamo in una condizione, in particolare in Pianura Padana, che è un hotspot dal punto di vista della concentrazione degli inquinanti. Chi è qui oggi presente e chi ci ascolta lo sa molto bene. In particolare in Pianura Padana viviamo una condizione che provoca gravissime ripercussioni per la salute, porta a un notevole numero di morti premature dovute all'inquinamento atmosferico, le cui cause derivano, diciamo, dalla forte presenza di inquinanti in atmosfera, e viviamo in una situazione per cui ogni anno, dal punto di vista, diciamo, delle limitazioni e delle normative, viviamo sul filo del rasoio o al di fuori delle norme. Ecco, per sgombrare però il campo da ogni dubbio, noi oggi non parleremo come Legambiente di nessun sforamento, di quanti comuni, di quanti giorni si sfora il limite di qualità, quale sia la media annuale. Queste sono considerazioni che vengono fatte costantemente e che continueremo, diciamo, a fare anche come associazione per monitorare quello che succede e sollecitare gli interventi, soprattutto nell'emergenza, che conosciamo molto bene far parte oggi strutturalmente della nostra quotidianità nei periodi invernali, grazie all'accordo di bacino, diciamo, che da ottobre a aprile ci pone anche come cittadini, come singoli cittadini, di fare attenzione a determinati aspetti per la qualità dell'aria, e di questi argomenti appunto ne parleremo solo in chiave di propositività. Il nostro obiettivo oggi è quello di provare a raccontare da un lato quello che i comuni e gli amministratori locali stanno facendo, e presenteremo più avanti i risultati di questa indagine, insomma, che abbiamo provato a fare nei comuni con più di 30.000 abitanti, per segnalare quali sono gli aspetti su cui gli amministratori lavorano e riescono a lavorare, per segnalare quanto si sta facendo, che magari sfugge nel ragionamento complessivo l'impegno che viene messo dagli amministratori, ma sfugge anche l'impegno che viene messo magari dagli altri organi come la Regione, piuttosto che quelli del Governo o dell'Europa con le sue indicazioni. Per questo oggi abbiamo provato a riunire alcuni tecnici esperti che fanno parte di diversi organi, dall'Europa appunto, con il JRC, che è il Joint Research Center, che appoggia la Commissione Europea nelle scelte e nelle decisioni poi di messa in campo delle direttive, ci porterà un punto di vista europeo. Avremo poi gli interventi, diciamo, del CNR, dell'Istituto di Inquinamento Atmosferico, che presso il MASE, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza oggi, il cui acronimo oggi è questo, insomma, il Ministero dell'Ambiente per la Sicurezza Energetica, e quindi opera e cerca di tradurre, e ci racconterà un po' poi in Italia quali sono le condizioni oggi rispetto allo stato dell'arte e all'avanzamento anche in prospettiva legato agli aggiornamenti della direttiva europea, di cui appunto daremo alcuni spunti, per poi arrivare chiaramente all'apporto territoriale regionale con gli uffici della Regione del Veneto e soprattutto, diciamo, in fase, diciamo, di analisi quelli di ARPAV, che è il nostro, diciamo, ente della Regione, l'ente che si occupa della raccolta dei dati appunto, e che ci farà in apertura di questa giornata un ragionamento sulle fonti emissive e su quello che succede nella nostra regione dal punto di vista degli inquinanti. Ecco, noi crediamo sia un'opportunità per dialogare importante, perché ci sono gli strumenti che hanno messo in campo, diciamo, i vari livelli amministrativi. Noi crediamo, e il risultato poi li andremo a vedere con il report, che ci sia tanta capacità di produrre e ricerca di risorse e progettualità e interventi di senso e utili al raggiungimento degli obiettivi del target aria pulita, perché è lì che dobbiamo un po' tutti mirare, e ci piacerebbe riuscire a mettere a sistema e lavorare insieme, ognuno per la sua parte, per fare in modo che poi nessun territorio resti indietro per un problema così globale, che però ha una grandissima rilevanza a livello territoriale
e la conosciamo bene, come dicevo. Io non mi soffermo oltre, ringrazio chiaramente la Regione del Veneto per il supporto, il patrocinio e il contributo, e gli uffici, in particolare l'unità operativa dell'area, insomma del Dipartimento della Direzione Regionale alla transizione ecologica, che ci ha fornito un supporto di analisi e di, diciamo, organizzativo rispetto alla ricerca dei dati, e che proverà, insomma, ecco, con cui stiamo provando un po' a costruire un momento così importante per la prima volta di dialogo sugli obiettivi aria pulita. Chiaramente ARPAV per l'importante e sempre, diciamo, qualificata presenza, e tutti gli ospiti che andranno a intervenire, che potranno portare un contributo davvero importante. Io mi fermerei qui e darei la parola a ARPAV, e quindi a Silvia Pillone e Silvia Pistolato, che intervengono insieme e hanno una presentazione. Ecco, permettetemi anche di ringraziare il team, i ragazzi di Legambiente, quindi lo staff regionale, da Claudia Vivo in testa, che hanno, diciamo, permesso, aiutato a realizzare, a raccogliere i dati, elaborare i questionari e realizzare questo primo summit. Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione, per l'invito, per l'evento, anche della proposta di cambio di paradigma. Inizio la presentazione di oggi, poi passo la parola alla mia collega per i dettagli sui principali settori emissivi di produzione del particolato. Non parte? Grazie. Allora, come alcuni ovviamente sapete, il particolato ormai è sotto la nostra attenzione da più di 20 anni. È normato dal decreto legislativo 155/2010, che impone 2 valori limite, uno annuale e uno giornaliero di 50 microgrammi metro cubo, che può essere sforato solo per 35 giorni all'anno. E per questo il 10 novembre 2020 è stata emessa la sentenza di condanna proprio per questo secondo valore limite più critico, e per il sistematico e continuativo superamento dal 2008 al 2017. Come potete vedere nel box plot, in realtà anche negli anni successivi, quindi 2018 e 2021, la maggior parte delle stazioni della regione, sono circa una quarantina di stazioni che misurano il PM10 in tutta la regione Veneto, hanno rilevato il superamento di questo numero di giorni consentiti. Per esempio nel 2021 su 38 stazioni di misura, 10 stazioni solamente hanno rispettato questo limite, e in particolare quelle di montagna. Questa criticità, come potete vedere nella mappa, è tipica della pianura padana, purtroppo, che è un caso un po' particolare nell'Europa occidentale. Questo lo sapete bene perché è dovuto a un effetto combinato della morfologia e anche della pressione emissiva. La morfologia perché appunto, come si sa, il bacino è chiuso, ha un perimetro semichiuso, con una pianura all'interno molto ampia e con scarsa ventosità e con stagnazione frequente delle masse d'aria. Inoltre c'è l'aspetto della spinta emissiva molto forte, perché nel 13% del territorio italiano, che è la pianura padana, vivono il 40% della popolazione, in più con attività produttive che producono più del 50% del PIL, quindi la spinta emissiva è importante e avviene in una scatola semichiusa. Parlo di scatola perché ha anche un coperchio sostanzialmente, che è quello dell'altezza dello strato limite, dello strato di rimescolamento, che d'inverno si abbassa. Infatti nella slide successiva vi faccio vedere come i superamenti sono concentrati effettivamente nel periodo invernale. In particolare nel 2021 a febbraio ci sono stati moltissimi superamenti, e prima di dicembre i 35 giorni erano già stati superati in tutte le stazioni che vedete, che rappresentano un po' le province del Veneto, tranne ovviamente Belluno, che appunto ha delle caratteristiche diverse per la sua posizione. Nel grafico a destra vedete come anche le medie mensili sono molto in sintonia, quindi a parte Belluno appunto
c'è una diffusione ubiquitaria di questo inquinante che non fa sconti a nessuno e appunto ha le concentrazioni maggiori nei primi 3 mesi e secondi 3 mesi e gli ultimi 3 mesi, scusate, dell'anno. Però in passato, se vi ricordate, anche a metà febbraio raggiungevamo i 35 giorni di superamento. Infatti c'è un trend, diciamo così, positivo nel conteggio del numero di giorni di superamento nelle varie province dal 2010 al 2021. Quindi vedete nella tabella in basso un gradiente di colore dal rosso al giallo che indica il fatto che negli anni il numero di giorni di superamento si è ridotto. Sapendo che la concentrazione di PM10 ha 2 forzanti, le emissioni e le condizioni meteoclimatiche, vi abbiamo fatto vedere come le emissioni hanno effettivamente negli anni avuto una riduzione. Vedete nel grafico di sinistra i risultati dell'inventario INEMAR dal 2005 al 2017. Se vediamo il confronto per esempio per il PM10 dell'inventario dei risultati dal 2010 al 2017, vediamo una riduzione delle emissioni di polvere del 12%. Se vediamo per esempio dal 2005 al 2017 una riduzione del 36%. Questo significa che nel tempo, negli anni, in questi presi in considerazione, si è potuto stimare una riduzione delle emissioni non solo di polveri ma anche di altri inquinanti come gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo. La meteorologia invece non ci dà diciamo conforto perché intanto è dettata da molti fattori, vento, pioggia eccetera, ma noi abbiamo preso come riferimento il numero di giorni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. Prendendo questo come elemento di riferimento, vedete come negli ultimi inverni il numero di giorni sfavorevoli alla dispersione è tendenzialmente aumentato. Questo ad esempio in particolare per la situazione di inverni, di autunni abbastanza siccitosi. Anche per questo motivo il periodo di intervento più intensivo delle azioni è stato ampliato per poter incidere anche in momenti di ottobre, per esempio, piuttosto che di marzo-aprile. Ora vi devo fare un piccolo inciso sull'origine del particolato che servirà alla discussione successiva. Allora, il particolato si forma per fattori naturali come gli incendi e per fattori umani. Quello che viene emesso direttamente in atmosfera è il particolato primario. In atmosfera però, grazie a processi chimico-fisici veicolati anche dalla radiazione solare, si forma il particolato secondario a partire da gas primari come appunto l'ammoniaca, gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo. Quindi ciò che respiriamo e ciò che misuriamo è l'effetto globale del particolato primario e secondario, l'uno emesso direttamente e l'altro formato in atmosfera. Questi composti secondari possono essere sia inorganici che organici. Infatti vi faccio vedere un esempio di una speciazione chimica fatta sul PM10 di Vicenza nel 2019. Normalmente quando noi misuriamo il PM10 vediamo diciamo, il valore in concentrazione, non sappiamo cosa c'è dentro, però in alcune stazioni, per esempio a Vicenza o a Parco Bissuola in altri anni, in altre stazioni, facciamo degli approfondimenti sulla composizione chimica che consentono di capire qual è la frazione inorganica e organica o di primario e secondario, darci delle indicazioni su quanto è primario e quanto è secondario. In particolare il PM10 quindi è composto da frazione primaria che è costituita da inorganici e organici come il black carbon e poi una frazione secondaria in cui la componente organica costituita da sali di ammonio, nitrati e solfati di ammonio ha un peso particolarmente rilevante. Quindi vedete come la frazione inorganica secondaria era, sommando ammonio, solfato e nitrato, intorno al 28%. Una frazione dovuta quindi alla costruzione di particolato in atmosfera non emessa, non primario. Nel grafico a sinistra potete vedere che il nitrato, che è una buona porzione di questa frazione inorganica secondaria, è particolarmente elevato in inverno, quindi nei primi mesi dell'anno e negli ultimi mesi dell'anno. Questo a dimostrare come pesa significativamente anche sui picchi di concentrazione.
Infatti, come vedete nell'istogramma, zoomando la situazione dei primi mesi del 2019 della stazione di Vicenza Ferrovieri, ci sono situazioni, ad esempio a gennaio, in cui le polveri erano abbastanza basse ed era bassa anche la frazione inorganica secondaria, e altre situazioni, per esempio quella di febbraio, in cui la concentrazione di polveri era piuttosto elevata e più del 50% di questa era la frazione inorganica secondaria. Ci sono situazioni anche diverse, per esempio nell'altro grafico si vede la situazione di Santa Giustina, in cui ci sono degli eventi, in entrambi gli eventi individuati ci sono concentrazioni fino a 140 microgrammi metro cubo di polveri, però nel primo caso l'evento è dominato da emissioni primarie perché il nitrato è basso, la frazione organica secondaria è bassa, e eventi in cui invece è dominante la formazione di inquinanti secondari. Quindi è importante capire che fino al 50% della massa potrebbe essere prodotta in atmosfera e dovuta a appunto una formazione successiva. Quindi adesso lascio la parola alla mia collega, ma la cosa importante è capire che gli elementi su cui agire sono il particolato sicuramente, ma anche gli ossidi di azoto e l'ammoniaca, perché contribuiscono a questa parte secondaria. La trasformazione chimica in atmosfera avviene con un certo tempo, da qualche ora a diverse ore, a qualche giorno. Quindi nel frattempo, nonostante i regimi di ventosità della nostra regione siano particolarmente bassi, comunque gli inquinanti hanno subito un trasporto, una dispersione almeno all'interno a scala regionale, se non interregionale, di qualche centinaio di chilometri. Questo crea un fondo, come avete visto nei grafici precedenti in cui venivano riportate le medie mensili delle varie stazioni della regione Veneto, da Verona a Venezia si rilevavano dei valori molto simili. Questo perché si crea, proprio grazie alla formazione secondaria, un fondo che è molto elevato, che costituisce la gran parte della concentrazione dei PM10 che poi noi andiamo a misurare nei vari siti recettori. È vero poi che al bordo di una strada particolarmente trafficata noi avremo un contributo primario ulteriore che incide, ma incide già su un fondo che è particolarmente importante e rilevante ed è molto simile non solo a scala regionale ma a scala di intero bacino, perché nell'ambito del progetto Prepare, che è un progetto che coinvolge tutte le regioni del nord Italia, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci anche con le altre regioni e abbiamo ritrovato valori molto simili e situazioni di superamento che riguardano estese porzioni dell'intero bacino padano, contemporanee e con una speciazione del particolato molto simile, quindi con questi fenomeni di formazione secondaria che portano alla crescita del nitrato, in particolare del nitrato d'ammonio, oltre che altri episodi come si vede nel caso della stazione di Santa Giustina, che invece sono in cui è predominante una frazione primaria di origine originata sia dalla combustione domestica che dal traffico. E come vediamo nella prossima slide, quindi quando dobbiamo andare ad analizzare le sorgenti emissive ci dobbiamo concentrare non solo sull'emissione di PM10 primario, ma anche sulle emissioni di questi gas precursori che a grande scala creano questi picchi di concentrazione. E quindi l'analisi si focalizza sulle emissioni primarie di PM, ma anche su quelle degli ossidi di azoto e dell'ammoniaca. E andando ad analizzare la ripartizione delle emissioni per grandi categorie emissive di questi inquinanti, si nota come l'emissione di particolato primario è particolarmente rilevante per quanto riguarda la combustione non industriale, quindi i riscaldamenti domestici. Mentre per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il settore che dà un maggior contributo è quello del traffico veicolare e per quanto riguarda l'ammoniaca la maggior parte delle emissioni è legata al comparto agrozootecnico.
Andando ad analizzare le emissioni da un punto di vista degli combustibili, si nota come sia la legna, il combustibile principale a cui sono legate le emissioni di particolato primario, il diesel per quanto riguarda gli ossidi di azoto e ovviamente l'ammoniaca non è originata da combustioni. Quindi andiamo ad analizzare in maniera un po' più in dettaglio le emissioni di questi 3 grandi gruppi di inquinanti. Quindi per quanto riguarda il particolato primario, come abbiamo già visto dall'analisi delle sorgenti per combustibile, emerge che il grosso delle emissioni deriva dalla combustione della legna, la combustione domestica. Nella barra in alto del grafico viene rappresentata la distribuzione delle comparti emissivi a livello regionale, confrontata con nella barra intermedia con l'emissione dei grandi comuni. Si vede che i settori emissivi praticamente sono gli stessi, con una ovviamente leggera maggior preponderanza della legna a livello regionale rispetto ai grandi centri urbani, in cui ha una importanza leggermente maggiore il traffico. Venezia ovviamente fa eccezione, Venezia è una città molto particolare ed ha la sua caratteristica di essere sull'acqua, ospita degli importanti hub a livello nazionale, sia a livello portuale che aeroportuale. Nel grafico in basso vi abbiamo riportato il trend delle emissioni rendicontato da ISPRA a livello nazionale per la Regione Veneto e confrontato per gli ultimi anni con l'inventario regionale. Come si può vedere, le emissioni di polveri nel tempo, grazie al rinnovo, allo sviluppo all'evoluzione tecnologica sia nell'ambito veicolare ma soprattutto in questo caso nell'ambito degli apparecchi domestici, porta ad una progressiva riduzione che però soprattutto negli ultimi anni è un po' più rallentata. Il Veneto si colloca a livello di bacino con dei range, con delle densità emissive che sono confrontabili con quelle delle altre regioni di bacino, anche se il Veneto e il Piemonte in particolare sono le regioni in cui si rendiconta il maggior consumo, si stima ci sia il maggior consumo di biomassa legnosa. Un piccolo approfondimento sulla biomassa legnosa. Sempre nell'ambito del progetto Prepare, come ARPA Veneto abbiamo coordinato un'azione di studio e approfondimento proprio sui consumi di legna da ardere e di pellet a livello domestico. E in questi grafici vi riporto la fotografia della Regione Veneto. L'anno scorso abbiamo dedicato una conferenza proprio qui a Venezia per presentare i risultati a livello di bacino. Questi risultati sono del tutto confrontabili con quelli già ottenuti in precedenti indagini, tra cui in particolare quella dell'Istat sui consumi energetici delle famiglie relativa al 2013, in cui per la nostra regione si conferma insieme al Piemonte la regione in cui sono più elevati i consumi di biomassa, con circa 1.250.000 tonnellate di legna da ardere all'anno e poco più di 200.000 tonnellate di pellet. Questo combustibile è ovviamente più diffuso nella tipologia di abitazione singola, monofamiliare o plurifamiliare. Perché è così diffusa nella nostra regione? Proprio per la caratteristica dell'urbanizzato della nostra regione, che è caratterizzata da questa città diffusa, che quindi rende prevalente questo tipo di abitazioni che anche per maggiore metratura chiedono un contributo aggiuntivo per il proprio fabbisogno energetico e quindi oltre alla caldaia a metano tipicamente troviamo la stufa a legna o la stufa a pellet. Soprattutto quindi il consumo pro capite risulta maggiore ovviamente nell'area montana per quanto riguarda la legna, anche per la maggiore disponibilità di materia prima, ma anche per quanto riguarda il pellet nelle aree di pianura, soprattutto nei comuni a bassa densità abitativa. Ovviamente nei grandi centri urbani dove prevale come edificato l'appartamento, sono queste tipologie di impianti sono meno diffuse. In Veneto l'apparecchio più diffuso è la stufa a legna, a cui segue la stufa a pellet, che però ha dei livelli emissivi molto più bassi di quelli
della legna in ciocchi. Andando invece ad analizzare la ripartizione delle emissioni per gli ossidi di azoto, come vedevamo prima, il traffico veicolare è la sorgente che dà il maggiore contributo, a cui si associano anche gli altri trasporti e in parte anche la parte industriale, mentre ha un peso un po' più basso il riscaldamento domestico, quindi soprattutto legato al metano in questo caso. Quando si analizza la torta per le grandi città, ovviamente il peso del traffico aumenta ulteriormente, perché la maggior densità abitativa richiede anche una maggiore richiesta di spostamenti. Venezia anche in questo caso ha una storia a parte, in cui il contributo degli altri trasporti, quindi trasporti non veicolari, è dominato dalla presenza del porto, dal traffico acqueo locale, in cui moltissime ore di navigazione sono determinate da importantissimi flussi turistici della nostra città, e poi anche il terzo aeroporto più importante d'Italia, anche se comunque il contributo dell'aeroporto è più basso rispetto agli altri due fonti. Mentre a livello regionale, in termini di altri trasporti, il contributo maggiore lo danno proprio i mezzi agricoli, quindi quando si fa la media a livello regionale, quelle sono le sorgenti più rilevanti in termini di altri trasporti. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, come vedete nel grafico che riporta il trend sia dell'inventario delle emissioni nazionale che di quello regionale, si nota una forte tendenza e una costante anche tendenza di riduzione delle emissioni di questo inquinante. Questo perché è dominato dall'evoluzione del parco veicolare, che rappresenta il maggiore, e anche dalla normativa per i grandi impianti industriali, cioè l'applicazione della normativa AIA e delle autorizzazioni, che comunque comportano sempre un miglioramento in termini emissivi. Andando ad analizzare un pochino più in dettaglio le emissioni del comparto principale, che è quello veicolare, si vede come, stando al parco circolante ACI 2020, per quanto riguarda le autovetture, in Veneto noi abbiamo circa la metà del parco di vetture a benzina e l'altra metà, un poco più della metà del diesel, mentre le altre alimentazioni sono meno diffuse. Se noi andiamo a guardare però poi le emissioni, troviamo che la gran parte delle emissioni è legata alla combustione del diesel, quindi ai veicoli diesel. Per questo molto spesso le azioni anche di risanamento puntano proprio su questa tipologia veicolare. Abbiamo visto prima, in termini di PM10, il traffico non è la sorgente principale, perché emette con un ordine di grandezza inferiore rispetto alla combustione della legna. Ma in ogni caso quello che è interessante notare è che l'emissione è legata più che alla tipologia di veicolo o di combustibile all'usura di freni pneumatici e all'abrasione del manto stradale, quindi è un'emissione che con la categoria euro non cambia, non varia. E infine il terzo inquinante chiave abbiamo visto che è l'ammoniaca, che si combina in atmosfera con gli ossidi di azoto e quindi con le masse d'aria provenienti dall'ambito urbano, si combinano con quelle provenienti dall'ambito rurale a grande scala. È importante notare che i sali inorganici di ammonio sono sia sali di nitrato e di solfato. Il nitrato però è termolabile, quindi d'estate non lo troviamo, cioè il traffico ce l'abbiamo anche d'estate, ma d'estate non abbiamo problemi di superamento del PM10, perché questo inquinante si mantiene stabile in forma di aerosoli in inverno, mentre il solfato lo ritroviamo, ma le politiche soprattutto industriali dei decenni passati, che hanno ridotto fortemente l'utilizzo di combustibili con alto tenore di zolfo, e quindi la presenza di ioni di solfato è molto più bassa rispetto al nitrato. Per quanto riguarda l'ammoniaca, che deriva essenzialmente dal comparto agrozootecnico,
come si nota dal grafico che riporta il trend ISPRA delle emissioni, è un inquinante per il quale non si nota una tendenza alla diminuzione, a differenza degli ossidi di azoto e in parte anche del particolato primario. Dalla mappa risulta come la zona di maggiore densità emissiva dell'ammoniaca sia quella centrale della pianura, Lombardia, Emilia e Veneto, e andando ad analizzare i settori emissivi con più dettaglio per quanto riguarda il comparto agricoltura e zootecnia, in Veneto noi abbiamo che la preponderanza delle emissioni deriva dalla gestione dei reflui zootecnici dei bovini, sia in fase di stoccaggio che di spandimento, e dalla misura minore dai fertilizzanti azotati e dagli avicoli, che ricordiamo che nella nostra regione abbiamo un elevato numero di allevamenti di tacchini in particolare, ma anche di altri avicoli. Con questo abbiamo concluso, grazie. Grazie mille per l'interessantissima relazione. Allora, nel frattempo che si compone il tavolo successivo, vi consegneremo anche i risultati dei questionari che ogni comune ha compilato. Nel frattempo chiamo al tavolo Cristina Oceanardi del CNR, però con sede al Mase, e Paolo Giannadon, direttore della direzione ambiente della Regione Veneto, che sostituisce il dottor Luca Marchesi. Abbiamo anche collegato Enrico Pisoni del JRC, della Commissione europea, che salutiamo, e se è collegato, a cui diamo subito un intervento su quello che la Commissione europea sta facendo e quali strategie. Se qualcuno mi dà un cenno se è collegato, altrimenti passiamo. Vediamo subito, scusate, nel frattempo c'è una sua logica la consecuzione. Eccolo qua, perfetto, grazie mille al dottore Enrico Pisoni. Noi non la sentiamo. Ok. Ora sì. Non so come mai, mi sentite adesso? Ora vi sentiamo. Ok, perfetto, scusate. Quindi provo a condividere lo schermo. Se possiamo alzare un po' il volume del dottor Pisoni. Ok, ho provato anche ad avvicinare un po' adesso il microfono. Grazie mille, grazie della presenza che riteniamo anche molto importante. A lei, grazie. Riuscite anche a vedere le slide, giusto? Certo. Ok, perfetto, grazie, abbiamo risolto abbastanza velocemente i problemi tecnici. Quindi scusate, mi spiace di non essere lì, ma era un po' complicata la trasferta. Quindi, come è già stato anticipato, quello che diciamo abbiamo preparato in questa slide è un po' un insieme di informazioni che ci sembrava utile per il dibattito sull'aria pulita per il Veneto, e di fatto il focus è sulle strategie che stanno andando avanti dal punto di vista dell'Europa, della Commissione europea in particolare, ma dell'Europa in generale. E quello che discuteremo è, in un primo punto, la proposta di nuova direttiva della qualità dell'aria, che è stata pubblicata mi sembra il 26 ottobre, comunque veramente da pochi giorni, in cui ci sono tra l'altro anche dei focus specifici sulla pianura padana, che quindi penso siano importanti da menzionare oggi, e una seconda parte più sulle sorgenti di particolato atmosferico, in realtà però non dal punto di vista delle emissioni, ma più, come è stato visto adesso dagli interventi precedenti, ma più dal punto di vista di come le emissioni impattano sulle concentrazioni, in questo caso di PM2,5, non di PM10, ma come sapete
una frazione diciamo del totale del PM10. Quindi per quanto riguarda il discorso delle politiche europee, quello che vediamo in questo grafico, penso che riusciate a vedere anche il mio mouse se lo muovo, sulla parte comunque sinistra del grafico vedete dal 2000 al 2018 è un focus europeo, quindi non è sull'Italia o sulla pianura padana, ma diciamo in generale in Europa quello che si vede è, vedete che sono le percentuali di popolazione europea esposta a valori sopra soglia dei vari inquinanti, ozono, PM2,5, PM10 e NO2. E nonostante ci sia un po' di variabilità, come è stato accennato prima, legata alla meteorologia, per cui il trend non è sempre calante, ma ci sono anche dei picchi qua e là, in generale vediamo che la situazione dà dei segnali di miglioramento. E se ci focalizziamo poi nel 2018-2019, vedete qui la percentuale di popolazione esposta a valori sopra soglia, per cui per l'NO2, il PM2,5, il PM10 sono valori molto bassi, quindi poca della popolazione europea è esposta a valori sopra gli standard europei. Però diciamo che questi standard europei devono essere adesso aggiornati, in particolare seguendo quelli che sono i suggerimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2021 è uscito con delle nuove guidelines in cui ha abbassato di molto i valori che sono necessari per non avere impatto sulla salute. E quindi vedete che dal blu scuro adesso siamo passati a questo blu chiaro, e in realtà se guardiamo quindi i più recenti sviluppi della ricerca scientifica, adesso la situazione è veramente diciamo critica, per cui addirittura quasi la totalità della popolazione europea è esposta a valori di concentrazione molto elevati. Quindi diciamo il messaggio è chiaro, c'è ancora da fare su questa tematica. E in particolare, come probabilmente tutti sappiamo, c'è questo EU Green Deal, quindi questo patto che è stato fatto all'inizio della nuova commissione, in cui si parla di ambiente in generale, ma con un focus sulla qualità dell'aria. La commissione, come prima cosa, ha cercato di studiare i limiti e gli aspetti positivi dell'attuale legislazione sulla qualità dell'aria. Quello che si è capito è che bisogna rafforzare le disposizioni per misurare, modellizzare la qualità dell'aria ed aiutare le autorità locali nella realizzazione dei piani per migliorare la qualità dell'aria, e anche che ci si ripropone di rivedere le norme sulla qualità dell'aria per allinearle maggiormente a quello che adesso appunto è stato pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi, come dicevo, qualche settimana fa è stata pubblicata la nuova proposta di direttiva, in cui qua mettiamo un focus sul PM2,5, ma in realtà le soglie sono state modificate per i vari inquinanti. Per il PM2,5 concentrazione media annua si propone di passare da un 25 microgrammi metro cubo, che era nella direttiva precedente, poi recepita dall'Italia, come è stato menzionato precedentemente, si passa da questo 25 a una proposta di 10. E in particolare, se guardiamo questa figura con il PM2,5 nel 2020, vedete chiaramente quello che è stato menzionato prima, che la pianura padana ha effettivamente dei valori molto elevati, che sono con medie annue che si trovano al di sotto della soglia del 2008, ma al di sopra della nuova proposta della Commissione. E diciamo che ci sono altre zone che condividono questo problema, ma sulla pianura padana è particolarmente evidente. Il messaggio però positivo che diciamo, si può evincere da questa proposta di direttiva è che nel 2030, con diciamo, delle misure aggiuntive che devono essere implementate a livello nazionale, regionale e locale, la situazione può essere sotto controllo anche per quanto riguarda la pianura padana. Però adesso vi faccio vedere un focus sulla pianura padana che è all'interno degli studi a supporto della proposta della direttiva, in cui si mostra un po' il trend che si avrà passando dal 2020, che quindi è quello che abbiamo visto anche sulla mappa precedente, ma ora zoomato. Se andiamo al 2030 con quello che viene definito business as usual, quindi con
il set di misure e di politiche che è già stato approvato a livello europeo, comunque si rischia di essere in una situazione in cui di nuovo siamo sopra quella che è la proposta di soglia di 10 microgrammi metro cubo. Quindi in questi 3 grafici vedete la situazione nel 2020, che appunto ha delle concentrazioni troppo elevate. Nel 2030 la situazione migliorerà perché ci sono già tutta una serie di misure che sono state concordate a livello di Europa con gli Stati membri, per cui la situazione migliorerà, ma non è ancora, diciamo, non rispetterà ancora quella che è la proposta di soglia nel 2030, per cui è necessario fare delle misure aggiuntive, e nello studio a supporto della proposta di direttiva la Commissione ha verificato che sia possibile in una maniera efficiente arrivare a una situazione in cui la qualità dell'aria per il PM2,5 è davvero buona su tutto il dominio. Vedete, rimarranno comunque delle zone in cui è necessario fare degli ulteriori aggiustamenti, delle ulteriori misure, però diciamo che si dimostra che nel 2030 è possibile arrivare a una situazione di aria pulita. E con questa parte, diciamo, concludo quella che è quelli che sono gli spunti che volevo portarvi riguardo alla nuova direttiva, anche se poi appunto il documento è molto ampio e le soglie che vengono riviste e anche gli articoli che vengono rivisti è veramente molto complessa la cosa. Però diciamo che vorrei collegarmi da qui alla seconda parte della presentazione per parlare di nuovo un po' delle cause. Dottor Pisoni, scusi, le posso chiedere Sì. di avvicinarsi un po' di più il microfono, che sentiamo molto basso? Certo, mi scusi. Grazie del feedback. Grazie mille. Forse va un po' meglio così? Sentite un po' meglio? Più o Ok, meno. grazie mille. Ok. Quindi dicevo, mi collego da questo a quelle che sono le sorgenti di PM2,5 nelle città europee. È uno studio che noi abbiamo fatto e che poi è anche a supporto del processo di direttiva che è stato appena raccontato. Appunto, sorgenti non in termini di emissioni, ma per valutare attraverso un modello semplificato come queste emissioni impattano sulle concentrazioni di particolato atmosferico. E in particolare abbiamo pubblicato un report che analizza le città che vedete nella parte sinistra del grafico, e ci sono anche delle città in Italia e nel nord Italia, anche se non molte per quanto riguarda il Veneto, ma farò vedere poi uno zoom su queste città. E in queste città abbiamo definito quello che diciamo è la città stessa e il Greater City, che sarebbe la città più la zona di pendolarismo, diciamo. E per queste città abbiamo analizzato le cause geografiche e settoriali del PM2,5. Quindi come prima cosa abbiamo fatto delle mappe con contributi settoriali o geografici. Ad esempio, quindi diciamo, queste come dicevo non sono le emissioni, ma sono l'impatto delle emissioni sulle concentrazioni, quindi abbiamo usato un modello di qualità dell'aria per convertire il segnale delle emissioni in concentrazioni di PM2,5. E su questo grafico, diciamo, nella parte centrale alta della slide, vedete qual è il ruolo delle città, quindi quanto una città può fare per migliorare la propria qualità dell'aria. E vedete che per quanto riguarda, se mi focalizzo sulla pianura padana, queste percentuali possono variare dal 20 al 40-50%, quindi chiaramente si può fare molto alla scala urbana, ma come è stato detto anche precedentemente, alcune sorgenti come quella agricola non sono emesse nella città, quindi poi è necessario agire anche sulle aree limitrofi. Per quanto riguarda i contributi settoriali, ad esempio vediamo il traffico, che può pesare dal 10 al 20-30% sul totale del particolato atmosferico, e per quanto riguarda l'agricoltura, di nuovo, è un contributo abbastanza importante, più importante ancora in altre zone d'Europa, come nel nord Europa, ma anche nella pianura padana può essere attorno al 20%. Abbiamo fatto anche un'analisi città per città, e qua appunto riporto le 2 città del Veneto che avevamo, Verona e Venezia, e Torino come esempio di un'altra città della pianura padana. Come si legge questo grafico? Diciamo che dato 100 le concentrazioni di PM2,5 sulla città di Torino, nel punto di concentrazione più elevata della città,
quello che noi qua evidenziamo sono i contributi dei vari settori. Quindi in questa prima riga in alto vedete quanto pesa il trasporto, l'industria, l'agricoltura, il residenziale, il contributo naturale, e poi c'è la S che rappresenta le emissioni da shipping, quindi legate ai porti. Mentre se guardate, quindi questo se lo guardate dal punto di vista dei colori, mentre in verticale quello che vedete sono i contributi geografici, quindi quanto pesa sul PM2,5 della città l'inquinamento che è generato dalla città stessa, dal resto della città, scusate, dal resto del country, dell'Italia in questo caso, e quanto viene da fuori. E quindi da questo grafico, ad esempio, se ci focalizziamo come prima cosa sul contributo della città sul proprio inquinamento, ci sono situazioni molto diverse. Quindi se per Torino questo contributo locale è molto elevato, fino a quasi il 60%, per Verona questo scende al 40% e per Venezia al 20%, che naturalmente ciò non vuol dire che la città non debba mettere in atto delle misure, ma è importante sapere anche che non sarà sufficiente quello che viene fatto a livello locale, ma sarà necessario poi un coordinamento con, ad esempio, con la regione e con le altre regioni. È interessante anche vedere dal punto di vista dei settori come la situazione può cambiare da città a città, quindi possiamo passare da un caso come Torino, dove il residenziale è molto importante, a Verona, dove anche il traffico pesa un ruolo preponderante, a Venezia, dove invece, vedete, ci sono altri tipi di sorgenti, industria e il settore dello shipping. Quindi, in conclusione, quello che vi ho cercato di raccontare molto brevemente è che c'è questa nuova proposta di direttiva della qualità dell'aria, fatta dalla Commissione europea un paio di settimane fa, in cui i limiti sono stati, viene proposto di modificare i limiti per avvicinare di più a quelli suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ci sono degli studi interessanti all'interno dei documenti a supporto della proposta della direttiva che mostrano come evolverà nel tempo la qualità dell'aria anche sulla pianura padana, ma come in certe zone, diciamo, dell'Europa, in particolare sulla pianura padana, è necessario anche andare oltre quello che è il cosiddetto business as usual, quindi andare oltre a quello che succederà già perché è già previsto un miglioramento, ad esempio, tecnologico. C'è anche un link nel caso poi le slide vengano distribuite. E come ulteriore contributo, visto che appunto ulteriori misure sono necessarie, abbiamo pensato potesse essere utile mostrarvi i risultati dell'Atlas sul PM2,5, in cui abbiamo anche appunto la possibilità di vedere le 2 città del Veneto, e in cui in generale si sottolinea che le azioni locali hanno un'importanza, quindi sebbene il fondo anche del PM2,5 sia molto importante, le città devono comunque fare qualcosa e sentirsi responsabilizzate. Queste azioni locali possono essere diverse da città a città, perché come abbiamo visto anche nella precedente presentazione, i settori che contribuiscono al PM sono molti, e ultima cosa, è chiaro, la città può fare molto, però è necessario anche intervenire ad altri livelli e su altri settori, ad esempio il settore agricolo, che presuppone quindi un set di azioni che non si limiti alla città ma anche alla regione, o come è stato detto a questo tavolo, diciamo, sovraregionale. E di nuovo qui trovate un link nel caso vogliate approfondire. Grazie. Grazie mille, dottor Pisoni, anche a lei per la qualità della presentazione e degli stimoli. Ha già aperto sicuramente ulteriori ragionamenti. Ora passerei la parola, per ciò che ci riguarda più, c'è un approccio statale, quindi a livello nazionale, alla dottoressa Cristina Leonardi del CNR, che lavora presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le chiedo di stare sui 10 minuti se ce la fa, grazie mille, e le passo la parola, grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti, cercherò di essere rapida.
giusto per chiarire, sono CNR, un gruppo di noi dà supporto tecnico al Ministero dell'Ambiente, quindi da molti anni lavoriamo in particolare su vari temi, in particolare sull'inquinamento atmosferico, e tra le varie cose io mi sto occupando di seguire il negoziato della nuova direttiva sulla qualità dell'aria. Quindi volevo dare qualche informazione in più per integrare quanto è stato già detto precedentemente. L'intervento precedente si è focalizzato soprattutto sui nuovi standard che avremo, e volevo fare un piccolo quadro di quello che invece conterrà la nuova direttiva in termini di altre disposizioni, perché chiaramente i nuovi standard ci preoccupano abbastanza, ma c'è tutto un riaggiustamento del testo che avrà delle conseguenze sulle attività che quotidianamente condurremo per valutare l'inquinamento atmosferico. La procedura di revisione è partita già da parecchio tempo, perché ha incluso tutta una fase di revisione del testo sia della 2850 che della 2407, che sono le due direttive che ora normano questo settore. C'è stato un fitness check che ha visto l'analisi dal punto di vista sia tecnico che giuridico delle direttive, e ha raccolto tramite indagini, consultazioni online i pareri dei tecnici, dei cittadini, delle ONG, degli esperti di settore. Sono stati fatti anche degli studi specifici che hanno coinvolto anche l'Italia, è stata contattata sia dal punto di vista del Ministero dell'Ambiente che dell'ISPRA, sono stati fatti dei casi studio sulla nostra capacità di trasmettere le informazioni, sulla nostra capacità di valutare e pianificare le misure di riduzione, e ci sono state delle discussioni tecniche nell'ambito dei gruppi che coinvolgono gli esperti di questo settore di tutti i paesi europei. E ora salterò su questo, non andrò nel dettaglio, però da tutta questa serie di analisi e consultazioni sono emersi diversi punti di vista. Chiaramente una necessità da parte dei tecnici di armonizzare maggiormente le disposizioni della direttiva per fare in modo che in tutti i paesi il monitoraggio e la valutazione siano fatte in modo coerente, altrimenti diventa difficile confrontare i risultati che si hanno in paesi differenti se, banalizzo, in un paese si mettono soltanto le stazioni di monitoraggio dove ci sono gli hotspot e quindi si vanno a misurare i valori più alti, e in un paese invece si mettono tutte stazioni di background che quindi valutano la generale esposizione determinando quindi valori più bassi. Quindi la direttiva un pochino, soprattutto noi tecnici abbiamo chiesto di armonizzare questa parte qui riguardo il monitoraggio, la modellistica, come si fa la valutazione. Chiaramente da parte dei cittadini c'è stata la richiesta di rendere più ambiziosa la direttiva e quindi di approssimarsi sempre di più alle raccomandazioni dell'OMS, con degli standard di qualità più bassi, in maniera tale da tutelare maggiormente la salute dei cittadini. E quindi il lavoro poi di revisione si è concentrato soprattutto su queste tre aree strategiche, che sono una parte centrata sugli standard, e quindi valutare quanto fosse possibile avvicinarsi ai valori raccomandati dall'OMS, una parte relativa di più al quadro legislativo, quindi aumentare l'informazione al pubblico, aumentare le sanzioni, le procedure legali di verifica che la direttiva sia applicata correttamente, perché si è visto che banalmente le procedure di infrazione hanno portato dei risultati, nel senso che se un paese ha una procedura di infrazione si sforza di più ad attuare delle misure aggiuntive per cercare di evitare le sanzioni, quindi questa parte sarà rafforzata. E poi ci sarà appunto la parte più tecnica di rafforzamento delle disposizioni sul monitoraggio, la modellistica e la pianificazione. La direttiva, come è stato già detto, è stata pubblicata il 26 ottobre, quindi ora c'è in atto tutta la parte di studio del nuovo testo, della documentazione tecnica alla base della direttiva che è stata predisposta dalla Commissione, e presto partirà il negoziato. Quindi la proposta che è stata pubblicata adesso è la proposta della Commissione europea, poi ci sarà un lungo negoziato che partirà con il Consiglio dell'Unione Europea, in cui sono rappresentati tutti i paesi, e questa è la fase in cui in genere c'è più la possibilità di raccogliere i commenti, le possibili proposte di modifica e integrazione del testo. Quindi il Ministero dell'Ambiente ha già iniziato questa consultazione parlando con gli enti tecnici nazionali che da anni supportano il Ministero su queste attività di valutazione della qualità dell'aria,
e ci saranno naturalmente anche dei tavoli di coordinamento con le regioni, con l'UPI, con l'ANCI, per cercare di raccogliere tutte le proposte e i commenti sul testo al fine di definire una posizione nazionale che poi sarà portata a Bruxelles. Diciamo adesso ci sarà un primo incontro tra pochi giorni di presentazione del nuovo testo, poi tutto l'anno prossimo sicuramente ci sarà sotto la presidenza svedese e spagnola il negoziato e lì come Italia potremo portare le nostre proposte di modifica. Dopodiché la proposta concordata a livello di Consiglio verrà discussa anche nel Parlamento europeo e alla fine ci saranno dei triloghi tra Commissione, Consiglio e Parlamento, perché per essere approvata questa direttiva richiede che tutti e tre siano d'accordo, sia la Commissione che il Consiglio che il Parlamento. Quindi ci attendiamo che insomma, la pubblicazione del testo finale richiederà un po' di tempo, probabilmente andremo a finire all'inizio del 2024, almeno in base alla tempistica di altri negoziati precedenti a cui ho partecipato, queste sono le stime. E ora, nel dettaglio, quali sono le prime modifiche sostanziali che abbiamo osservato nel nuovo testo per quel che riguarda proprio la valutazione della qualità dell'aria? Non avremo più gli agglomerati, si parlerà soltanto di zone e non ci saranno le soglie di valutazione inferiore e superiore, almeno per i tecnici che fanno il monitoraggio, queste sono cose note, ci sono delle soglie di valutazione al di sopra delle quali è obbligatorio il monitoraggio. Questo è stato fatto al fine di semplificare un po' la norma. E in ogni caso il monitoraggio, ripeto, sarà definito in maniera più dettagliata sia sui criteri di localizzazione delle stazioni di monitoraggio, che dovranno essere più uniformi in tutta Europa, e alcuni monitoraggi che prima erano soltanto stati suggeriti per fare una prova di valutazione adesso diventeranno obbligatori. Quindi si continuerà a fare il monitoraggio del benzoapirene di tutti gli IPA, perché ormai è chiaro e riconosciuto che sono inquinanti molto pericolosi, quindi vanno assolutamente controllati e proprio per questo sono stati resi vincolanti anche gli standard di qualità dell'aria, che prima erano solo dei valori obiettivo per il benzoapirene e per i metalli pesanti. Vista la loro tossicità si è deciso di renderli comunque vincolanti. E poi ci saranno dei monitoraggi aggiuntivi, il biomonitoraggio ad esempio per valutare l'impatto sugli ecosistemi, che finora non aveva avuto forse troppa rilevanza, perché si è sempre puntato il faro sulla salute e la protezione della salute, ma anche gli ecosistemi vanno tutelati. Si cominceranno a monitorare le particelle ultrafini, anche queste sicuramente pericolose, e ci saranno dei super siti di monitoraggio a livello nazionale, quindi per ogni paese ci sarà un numero limitato di super siti in cui si misureranno dei parametri aggiuntivi. I parametri aggiuntivi che vi faccio vedere, no, non li ho segnati, ve li dico. Parametri aggiuntivi sono le particelle ultrafini, il black carbon, l'ammoniaca. Quindi, come abbiamo sentito, l'ammoniaca è sicuramente importante come precursore, quindi si è deciso di cominciare a monitorarla. Non ci saranno dei valori limite sull'ammoniaca, però cominceremo ad avere forse una raccolta di dati più significativa per poter valutare meglio il contributo di questo inquinante. Verrà valutato il potere ossidativo del PM e quindi dei monitoraggi che attualmente non sono fatti dappertutto, insomma non tutte le ARPA almeno non pubblicano questi dati, probabilmente qualche studio lo hanno fatto, però sono monitoraggi che non sono fatti in maniera regolare. Ora dovremo pian piano organizzarci chiaramente per farlo, perché si è visto che sono tutte informazioni che saranno utili per poi poter pianificare le misure di riduzione più vantaggiose e più efficaci per contrastare l'inquinamento. Sarà introdotto l'Average Exposure Indicator anche per l'NO2. Attualmente questo è uno standard che è presente solo per il PM2,5, quindi è uno standard che valuta l'esposizione media della popolazione all'inquinante e che quindi considera i livelli di inquinamento negli ultimi 3 anni, quindi non è un valore fisso soltanto determinato solo su base mensile o annuale, ma che valuta il trend generalizzato sulla base dei 3 anni precedenti. Quindi anche questa era una cosa che era stata chiesta da molti paesi, che dovrebbe arricchire le informazioni disponibili. Quindi tutto va nell'ottica di avere maggiori informazioni e informazioni più coerenti su tutto il territorio dell'Unione Europea.
Chiaramente più informazioni si hanno, meglio si riesce a pianificare le misure di riduzione. L'ottica è sempre quella di pensare, no? In positivo gli scenari dicono che potremmo riuscire a raggiungere i nuovi standard di qualità dell'aria, questo va fatto però scegliendo bene le misure di riduzione ed andando ad essere più incisivi sui settori che maggiormente contribuiscono. Ci saranno altre disposizioni generali, cioè sono fornite più informazioni su come devono essere fatti i piani di qualità dell'aria e anche i piani di azione a breve termine che servono a ridurre i picchi. Per questi piani d'azione quindi è stato definito più chiaramente che si potranno includere delle sospensioni momentanee di alcune attività e quindi questo può riguardare anche le amministrazioni locali, come non solo sospendere alcune attività industriali, i cantieri di costruzione, regole più restrittive sui trasporti e sul riscaldamento domestico o l'uso di prodotti che emettono comunque sostanze che possono essere precursori di ozono, di PM. E ci sarà la richiesta anche a livello delle singole nazioni di dare maggiore informazione al pubblico e ad esempio di elaborare degli indici di qualità dell'aria obbligatoriamente e che debbano essere coerenti con quello stabilito a livello europeo. E diciamo tutto questo in qualche modo lo vediamo un segnale positivo perché le disposizioni tendono ad aumentare l'efficacia di quello che si sta già facendo, cioè si sa che tutti i paesi stanno facendo molto ma non sempre gli sforzi sono efficaci perché poi le concentrazioni sono ancora al di sopra degli standard e visto che in alcuni casi i nuovi standard saranno più ambiziosi dovremo chiaramente agire molto sull'efficacia delle azioni, altrimenti non ce la potremo fare mai e non possiamo continuare a stare in procedura di infrazione in eterno e a non tutelare la salute dei cittadini. Quindi quello che ora si sta facendo è cercare appunto di aumentare sempre di più il coordinamento tra i vari livelli amministrativi, perché agire in sinergia è chiaro che sia l'unica via per poter avere dei risultati. Quindi anche per il negoziato della nuova direttiva sicuramente agiremo con dei tavoli di coordinamento raccogliendo i commenti e le proposte di modifica del testo di tutti. Siamo già partiti con i lavori per l'aggiornamento del programma nazionale di controllo delle emissioni, quindi a livello nazionale è un piano che cerca di agire sui principali settori per ridurre le emissioni più inquinanti. E chiaramente proseguiranno gli accordi con il bacino padano e con le singole regioni che hanno delle aree di particolare criticità ambientale per fornire anche un sostegno economico per l'adozione delle misure di riduzione. Per quel che riguarda il contributo del nostro istituto, stavamo appunto valutando internamente cosa fare, sicuramente ci saranno dei monitoraggi aggiuntivi che richiedono anche un buon livello tecnico, la disponibilità di strumentazione di un certo tipo, quindi per quel che ci riguarda sicuramente daremo sia al Ministero che alle regioni, agli enti locali la disponibilità a fornire supporto tecnico per questi monitoraggi aggiuntivi, soprattutto quelli che verranno fatti nei super siti di monitoraggio in cui si richiedono quindi dei parametri che attualmente non sono obbligatori ma che lo diventeranno almeno per... si tratta di un numero limitato di siti, quindi sicuramente non ogni regione dovrà avere il suo, si dovrà organizzare un coordinamento per questo perché basteranno anche 6-7 siti a livello nazionale per poter monitorare questi parametri in più che vedete. Scusate la velocità dell'intervento, ho cercato di recuperare, comunque diciamo questo era il messaggio che volevo dare. Chiaramente negli scenari si intravede che attuando delle azioni molto efficaci e ambiziose c'è la possibilità anche per il bacino padano di uscire fuori dalle macchie rosse delle mappe che vediamo in tutte le riunioni, in tutti gli incontri. Chiaramente il bacino padano non è l'unica zona di criticità dell'Italia, ma quello che si deve fare è cercare di avere il coraggio di fare a volte anche delle misure che non sono molto popolari, perché chiaramente dire di sostituire tutte le stufe, i camini aperti non è facile, lo capisco, però effettivamente poi dagli studi scientifici si vede che quello, come alcune misure sull'agricoltura, potrebbero in qualche modo avere un impatto sui livelli che misuriamo. Quindi diciamo cercare di aumentare la collaborazione per sia mettere a disposizione più risorse ma anche cercare di trovare le azioni che sono più efficaci sul territorio sicuramente
potrà aiutarci a migliorare la qualità dell'aria sul nostro territorio. Grazie mille. Grazie mille. Vi ringrazio veramente per la presentazione. Ora lascerei la parola al dottor Giandon, direttore della Direzione Energia Ambiente della Regione Veneto, e vediamo se recuperiamo le slide. No, vedo anche da qua, basta che... Sono già copiate nella carta? Non ci sono? Vediamo, forse non erano state copiate. E intanto inizio. Sì. Bene, intanto ringrazio per la possibilità di intervenire per portare un contributo della Regione rispetto alle strategie che hanno per obiettivo il miglioramento della qualità dell'aria. Alla Regione compete innanzitutto la pianificazione, questo è il compito che ci viene dato dalla normativa, e c'è da dire che in questo ambito la pianificazione, in particolare la predisposizione, poi anche l'implementazione e realizzazione del piano regionale per la tutela e il risanamento dell'atmosfera, quindi per la qualità dell'aria, è un'attività particolarmente complessa, e questo è da evidenziare perché dobbiamo sempre tener conto della necessità di lavorare tenendo conto delle complessità oltre che delle opportunità. In particolare, perché dico complessa? Perché richiede una particolare trasversalità tra le azioni che si mettono in campo in settori diversi. Cioè, come avete visto, se vogliamo intervenire sulla qualità dell'aria, bisogna intervenire nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, delle attività produttive, dell'agricoltura, quindi sono azioni che poi devono entrare, essere fatte proprie anche da altre politiche regionali. Sì. Sono queste? Ah, ecco, vabbè, non vedo bene, ma insomma, forse è meglio che mi metto là allora. Perché, no, ecco, adesso si vede, scusa. Ecco, questo stavo appunto qua dicendo che richiede appunto la pianificazione, ha questa particolare complessità che è dovuta alla trasversalità di cui stavo parlando, alla molteplicità dei soggetti coinvolti, perché qua abbiamo enti, privati cittadini, attività produttive, e quindi sono molteplici interessi di cui va tenuto conto necessariamente. Abbiamo anche delle forzanti esterne, come è stato ben detto da ARPA, dall'intervento di ARPA in particolare, e per la posizione in cui siamo, nell'ambito della pianura padana, questa forzante è soprattutto quella di tipo climatico-ambientale, diciamo, no? Quindi l'essere in questo catino, in questa scatola chiusa, che ci rende difficile ottenere dei risultati anche se mettiamo in campo delle azioni che pensavamo efficaci. Un'altra sottolineatura che volevo fare è che, questa è la normativa che lo dice, questi sono piani che partono come piani già per il risanamento, quindi partiamo da una situazione già evidentemente critica per effetto di uno sviluppo tecnologico che a suo tempo non aveva tenuto conto, no, di questo aspetto in particolare della qualità dell'aria. Ecco, rispetto a questo, quello che ha fatto vedere ARPA prima già, adesso quindi io non mi soffermo su questo, è che il risanamento in buona parte è avvenuto, perché se i valori PM10 sono mediamente quasi dimezzati dal 2005 in poi, questo rappresenta qualcosa. Adesso che siano state le azioni del piano piuttosto che il progresso tecnologico, eccetera, è difficile dirlo, però è certo che questa azione di risanamento è in corso e sicuramente va rafforzata, perché l'obiettivo del raggiungimento di una qualità dell'aria
all'altezza, ecco, o che sia in grado di rispettare le indicazioni degli organismi anche sanitari è un obiettivo molto importante. La Regione del Veneto è una delle prime regioni che ha approvato il proprio piano, risale al 2004 il primo piano, ma diciamo è con il piano del 2016 che sono stati recepiti anche tutte le più recenti normative europee e nazionali in tema di qualità dell'aria. E ecco, una delle cose che stiamo facendo e su cui siamo impegnati è l'aggiornamento di questo piano, proprio per tener conto da un lato della sentenza di condanna di cui si è parlato prima rispetto alle PM10 e dall'altro anche per la necessità di tener conto della revisione della direttiva che è in corso e di quello, insomma, che, oltre che dell'evoluzione degli accordi con altre regioni che nel frattempo è intervenuta. Ecco, quello che è apparso chiaro già dal primo piano e che si è poi rafforzato via strada facendo è la necessità di dover affrontare questo problema insieme con le altre regioni limitrofe che ce l'hanno tanto quanto noi, no? Quindi risale al 2013 la ratifica del primo accordo di programma per l'adozione coordinata di misure di risanamento della qualità dell'aria tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e vari ministeri. L'accordo è stato, diciamo, rinnovato nel 2017 ed è un importante riferimento anche per la nostra regione, perché è stato il modo con cui condividere azioni comuni, limitazioni comuni, quindi azioni di tipo strutturale ma soprattutto di tipo emergenziale, proprio allo scopo di mettere insieme e di unire le forze per il raggiungimento del medesimo obiettivo. E nel 2019 poi tra le regioni del bacino padano, la Presidenza del Consiglio e i ministeri di competenza è stato anche sottoscritto il protocollo di Torino che istituisce un piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria, dove sono state messe in campo anche risorse anche economiche per ulteriori azioni per il miglioramento della qualità dell'aria. È intervenuta la condanna alla Corte di Giustizia Europea nel novembre 2020 che riguarda anche alcuni agglomerati della nostra regione e per questo a inizio 2021 sono state approvate delle misure straordinarie, anche qua in accordo tra tutte le regioni, il Veneto in particolare con una delibera dell'inizio marzo 2021 ha, diciamo, rafforzato le azioni che già erano nel piano e in particolare estendendo la durata delle limitazioni e applicandole a un maggior numero di comuni. È stata anche formalmente inviata una richiesta di intervento da parte degli assessori delle regioni del bacino padano allo Stato, al Ministero in particolare, ai sensi dell'articolo 9,9 del decreto legislativo sulla qualità dell'aria, proprio per sollecitare l'intervento per alcune misure che sono di competenza statale, sollecitare l'adozione da parte dello Stato di provvedimenti o di azioni che andassero nello stesso senso delle azioni che già le regioni hanno adottato, impegni che in parte erano anche già contenuti nel protocollo di Torino e che non sono stati pienamente attuati. E pertanto con questo, diciamo, in questo modo le regioni stanno, per quanto sta nelle loro possibilità, cercando di spronare, sollecitare anche a livello statale una maggiore attenzione e proattività nell'adozione delle misure che sono necessarie. Riguardo alla nuova direttiva sulla qualità dell'aria, le regioni del bacino padano hanno sottoscritto un position paper che è stato presentato alla Commissione europea. Naturalmente non sappiamo in che misura, se è stato tenuto in considerazione, lo si vedrà probabilmente se ci sarà possibilità col negoziato di andare a discuterlo, però quello che le regioni del bacino padano hanno fatto presente è la grande difficoltà che sta in capo alle regioni del bacino padano rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria a causa proprio della particolare situazione soprattutto climatica e ambientale, per quello che insomma è stato detto finora.
Ma non solo, anche perché, anche questo mi pare che ARPA lo ha ben evidenziato prima, siamo in una regione in cui, diciamo, fortemente antropizzata, con un grande numero di attività produttive e quindi questo logicamente ci mette in difficoltà, nel senso di possibilità di ridurre, no, in maniera estrema le emissioni. D'altra parte la forzante climatica è sicuramente però quella più grave, perché se noi portassimo le nostre emissioni e la nostra situazione in qualsiasi altra regione d'Europa, non so, possiamo paragonare la pianura padana alla Baviera, la Baviera non ha emissioni inferiori alle nostre, però ha sicuramente una situazione della qualità dell'aria molto migliore, ma non perché, no, siano diverse le azioni o siano più bravi loro o noi, ma perché la configurazione, la conformazione della regione, proprio orografica, è diversa, e quindi alla Commissione è stato chiesto di tener conto di questo, perché è una difficoltà aggiuntiva, è un limite con il quale dobbiamo fare i conti in qualche maniera. Quindi è stato chiesto, oltre a un coinvolgimento nel processo decisionale, nel negoziato che ci sarà, un aggiornamento e un allineamento delle direttive europee e delle norme statali al progresso tecnologico in particolare, in modo che se poniamo dei limiti siamo anche in grado di dire che in un certo tempo, applicando determinate azioni, siamo in grado di raggiungerli. Ecco, ma questo insomma è un concetto che ho già detto, no? Se noi andiamo a vedere le emissioni pro capite in pianura padana sono più del 20% inferiori alla media europea, quindi ecco, non possiamo dire, no, che il nostro sistema di vita o che la modalità con cui conduciamo le nostre attività sia particolarmente emissiva, anzi, il problema è che siamo in un contesto, che prima dicevo, che genera poi complessivamente questa situazione di emissioni che, unita alle limitazioni climatiche, ci porta ad una qualità dell'aria non sufficiente. Da uno studio che è stato fatto, no, forse era stato accennato anche prima, nell'ambito del PREPER, e rispetto a scenari possibili per arrivare a raggiungere gli obiettivi posti dall'OMS, si è giunti alla conclusione che nemmeno riducendo dell'80% tutte le emissioni, quindi sostanzialmente spegnendo l'80% delle combustioni, delle fonti di emissione che ci sono nell'area della pianura padana, nemmeno con l'80% di riduzione riusciremo a raggiungere quegli obiettivi delle linee guida OMS. Adesso abbiamo visto che i limiti della proposta di direttiva non sono quelli dell'OMS, sono un po' più alti, si andrà a valutare, insomma, anche rispetto a questo scenario che cosa questo può comportare. C'è anche da dire che, e questo è importante tenerlo presente, che l'approccio morti precoci causate dall'inquinamento atmosferico è una visione parziale del problema, nel senso che, diciamo, sono stime, sono indicazioni che tendono a creare un rapporto causa-effetto diretto, mentre, sempre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'approccio, diciamo, più corretto e che dà una visione più completa della problematica dovrebbe essere l'applicazione del cosiddetto approccio One Health, cioè sono diversi i fattori che determinano lo stato di salute delle persone, che sono sì di natura sanitaria, ma sono anche di natura sociale, economica, ambientale, e quindi è questo approccio integrato che si vorrebbe fosse applicato anche nel momento in cui si andranno a definire le regole da rispettare rispetto alla qualità dell'aria. Questo vuol dire capacità di contestualizzare, cioè di modulare, posto che gli obiettivi generali possono essere uguali per tutti in tutto il territorio europeo, però l'importante sarebbe riuscire a modulare per ciascuna area, soprattutto la nostra della pianura padana, che è particolarmente critica, e l'avete visto dalle mappe che sono state presentate dal collega della Commissione europea, modulare le modalità, le tempistiche e le azioni per riuscire
nel medio-lungo periodo ad avvicinare o anche a raggiungere quegli obiettivi che ci poniamo. Quindi è per questo che le regioni del bacino padano, insieme con altre regioni di altri Stati membri, hanno sottoscritto un position paper presentato alla Commissione europea, che speriamo insomma possa avere un peso anche maggiore del position paper delle sole regioni del bacino padano, e dobbiamo tener conto della criticità che poi ci pone la crisi energetica, perché se è vero che bisogna puntare molto alle energie rinnovabili, bisogna intervenire su una razionalizzazione, un miglioramento della dotazione di stufe, quindi un miglioramento della gestione delle biomasse, è anche vero insomma, che la particolare situazione che si è presentata in particolare in questo autunno-inverno 2022 ci pone già delle difficoltà, no, a realizzare, a mettere in campo queste azioni, perché insomma tutti sappiamo che c'è un generale spostamento da determinate fonti energetiche ad altre, proprio per l'impossibilità, l'insostenibilità, no, dei prezzi di alcune fonti energetiche. Ecco, io vi ringrazio e naturalmente sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie mille anche a Paolo Gian Andon. Ora facciamo un piccolo cambio di programma, in quanto la dottoressa Laura D'Aprile, capo dipartimento per la transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ha un impegno istituzionale prorogabile, per cui anticipiamo il suo intervento. È collegata, chiedo conferma di questo. Sì, ci sono, buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, la sentiamo, grazie mille. Ci ringraziamo molto della presenza e anche dello sforzo nell'intervenire. Sappiamo che stamattina ha degli impegni molto importanti. Un po' quello che vorremmo chiederle è, vista in qualche modo, fatta sintesi un po' delle proposizioni europee, degli studi del CNR, delle richieste delle regioni anche, e non so se ha avuto modo di vederle, le richieste anche che abbiamo fatto noi nel comunicato stampa. Ecco, quali sono i prossimi passi che il Ministero metterà in campo? Allora, intanto grazie, permettetemi di ringraziare Legambiente e la Regione del Veneto come sempre per ospitare il MITE in il MASE, da oggi MASE, in questi eventi, e mi scuso anche per non essere presente per l'inversione di scaletta. Allora, partiamo intanto da quello che è stato fatto, dalle azioni messe in campo, perché anche i colleghi della Regione del Veneto, così come la collega del CNR che collabora con la nostra direzione generale competente in materia di valutazione ambientale e inquinamento atmosferico, hanno fatto un po' un quadro di quelle che sono le iniziative e le azioni concrete che sono state messe in campo sul tema della qualità dell'aria. Innanzitutto ricordiamo che è stato attivato su impulso del Ministero, chiamiamolo per semplicità Ambiente, visti i frequenti cambi di denominazione, un coordinamento nazionale presso la Presidenza del Consiglio dedicato alle procedure di infrazione e un tavolo tecnico, un'unità di missione proprio sulla qualità dell'aria. Perché? Perché aria, acqua e suolo sono tre ambiti in cui l'integrazione orizzontale, l'integrazione delle politiche orizzontale ma anche verticale ha un ruolo fondamentale, lo hanno detto tutti i relatori che mi hanno preceduto. Quindi è importante avere un polo in cui tutti gli attori principali possano essere guidati anche in relazione alle azioni urgenti da mettere in campo per le tre procedure di infrazione che l'Italia ha in questo settore.
Dal 2013 poi il Ministero ha attivato degli accordi di programma con le regioni. Oggi sono attivi 8 accordi di programma per un totale di 11 regioni coinvolte. La finanziaria prevedeva già delle risorse, 200 milioni di euro, 220 milioni di euro ripartiti in 8 annualità dal 2021 al 2028, destinati alla sottoscrizione di ulteriori accordi di programma e al potenziamento delle misure già previste. Ad oggi abbiamo manifestazioni di interesse per l'utilizzo delle risorse da parte della Regione Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Val d'Aosta, Trento e Bolzano, e quindi sono in fase di perfezionamento gli accordi per i finanziamenti. Poi abbiamo il programma di finanziamento TPL Bacino Padano, che è stato già ricordato, con complessivi 180 milioni di euro in 5 annualità dal 2018 al 2022. Poi andremo un po' nello specifico sulle azioni relative al bacino padano, che comunque sono state già enunciate in parte dai relatori che mi hanno preceduto. Abbiamo il programma specifico di finanziamento della qualità dell'aria per il bacino padano, 1 miliardo di euro fino al 2034 e successivamente 40 milioni di euro l'anno. Abbiamo poi inserito all'interno del quadro complessivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il Programma Nazionale di Riduzione delle Emissioni in Atmosfera, che costituisce una riforma abilitante con target a dicembre 2021, quindi è stato perfezionato conseguendo il target, che sostanzialmente è finanziato con uno specifico capitolo del bilancio che prevede una dotazione di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro per il 2025 e 200 milioni di euro dal 2026 al 2035. Questo per dire cosa? Per fornire un quadro in merito ai finanziamenti che sono disponibili sul tema della qualità dell'aria. Quindi non è tanto un tema di disponibilità di risorse in questo momento, ma di individuazione sotto il profilo tecnico e di fattibilità delle migliori iniziative da mettere in campo per fronteggiare per cercare di andare sulla strada della fuoriuscita delle procedure di infrazione. Questo anche per rispondere rispetto alle sollecitazioni che vengono da Legambiente Veneto, che diciamo anche rispetto alla giornata di oggi. Quindi ci sono delle misure. Va tenuto conto anche del contesto attuale di crisi energetica, che chiaramente comporta misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di nuove fonti di energia e di combustibili alternativi, l'utilizzo di combustibili alternativi, misure che potrebbero sembrare in questo momento appesantire il quadro relativo alle emissioni, però noi dobbiamo tenere conto che si tratta di misure temporanee e che in alcuni casi magari sono misure che meritano un approfondimento nel breve termine in termini di quadro emissivo, per poter verificare effettivamente che siano misure che vanno diciamo ad appesantire il quadro emissivo e non invece, in un'ottica complessiva di utilizzo di questi combustibili anche su una filiera corta, migliorare gli impatti ambientali netti. Faccio un esempio tra tutti, l'esempio del combustibile solido derivato dai rifiuti, il CSSC, che in alcuni casi sembrerebbe, sotto il profilo degli studi LCA, addirittura più vantaggioso in termini di emissioni complessive rispetto all'utilizzo di altri combustibili che vengono attualmente impiegati.
questo è il quadro complessivo, quindi ci muoviamo in un contesto particolarmente critico e ci muoviamo in un contesto in cui le regioni del bacino padano hanno già rappresentato in più occasioni delle specificità e delle peculiarità di carattere meteoclimatico che diciamo comportano delle difficoltà nonostante l'impegno e l'adozione di misure sostanziali al raggiungimento degli obiettivi. Il 18 marzo 2022, con una nota del direttore generale per le valutazioni ambientali e l'inquinamento atmosferico, noi abbiamo portato all'attenzione della Commissione lo studio delle regioni del bacino padano, affinché venga preso in considerazione nell'elaborazione della nuova direttiva sulla qualità dell'aria. Questo perché? Perché il nostro approccio, questo in tutti i settori di implementazione, di negoziazione delle direttive comunitarie, non vuole essere un approccio chiaramente oppositivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali, ma vuole essere un approccio pragmatico e soprattutto informato. Noi vogliamo fornire alla Commissione tutti i dati, le informazioni e gli strumenti tecnici per poter garantire che gli approcci che vengono negoziati e che vengono poi recepiti all'interno delle direttive siano proporzionati rispetto allo stato della, diciamo, delle politiche nazionali per tutti gli Stati membri, che magari non siano approcci, diciamo, che sono un po' sbilanciati verso il quadro che viene fornito da alcuni Stati, magari in modo anche molto più proattivo. Quindi questo è il nostro approccio. Chiaramente condivido personalmente le considerazioni del collega Giandonna anche rispetto alla valutazione degli impatti sanitari, della qualità dell'aria, degli impatti specifici sotto il profilo sanitario dello sforamento dei limiti o comunque dell'inquinamento atmosferico, in un'ottica che assolutamente condivido, che peraltro abbiamo portato anche al G20 Ambiente dello scorso anno come presidenza italiana, che è quella dell'approccio One Health. Quindi questo per dare una panoramica complessiva di quello che è la strategia e il lavoro che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sta portando avanti e intende portare avanti rispetto al tema della qualità dell'aria. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Laura D'Aprile, veramente cioè, grazie per essere riuscita a lavorare con noi stamattina. Ora lascerei la parola a Giorgio Zampetti, rettore generale di Legambiente, che ha seguito da anni, anche prima come responsabile dell'ufficio scientifico, il tema. Quindi lascerei a te proprio l'intervento. Sì, grazie. Grazie a tutti. Insomma, io prima di arrivare appunto al cuore del mio intervento, un po' riportando alcuni macro dati del report e poi insomma, riavanzando anche le proposte di Legambiente in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, ci tenevo a fare un ringraziamento alla Regione Veneto, anche perché con le regioni del bacino padano abbiamo preso un impegno lo scorso anno, tra l'altro proprio qui a Venezia c'era l'incontro all'Arsenale, se non ricordo male, del progetto Prepare, in cui insomma, convocati d'urgenza per un dossier abbastanza di attacco, insomma, non nascondo sui temi dei dati dell'inquinamento atmosferico, la situazione abbastanza complicata che c'è in questa regione. Avevamo poi dopo preso l'impegno di trovare il modo per chiaramente ognuno secondo il suo ruolo di continuare a fare la nostra azione di monitoraggio, sorveglianza e anche evidenziare laddove sono i problemi e i dati negativi su alcune matrici ambientali come l'inquinamento atmosferico, ma al tempo stesso aprire anche un percorso di costruzione e confronto. Ecco, questo incontro di stamattina penso risponda perfettamente a quell'impegno preso da entrambi, quindi insomma, sono molto contento di poter essere qui. Ringrazio appunto Legambiente Veneto e Regione Veneto che insomma hanno aperto la strada e speriamo anche di riuscire a portarlo poi in altre regioni, come ci dicevamo anche prima, per riuscire a costruire.
È un incontro importante perché sicuramente, diciamo, è stato detto meglio di me anche prima, diciamo, i dati della qualità dell'aria sono ancora oggi dati, anche se in miglioramento, che presentano ancora delle situazioni abbastanza critiche, soprattutto in questa zona del nostro paese. È importante perché abbiamo in questo momento dei dati degli effetti sulla salute certificati ancora alti, e questo, diciamo, è il primo pensiero, è il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere, quello di ridurre l'impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico e quindi ridurre i livelli di inquinamento atmosferico. È importante anche perché le diverse procedure di infrazione oggi aperte da parte dell'Europa anche nei confronti del nostro Paese, insomma, ci stanno portando, diciamo, a avere anche poi delle conseguenze economiche, non soltanto di salute ambientali legate ai temi dell'inquinamento atmosferico. L'altro motivo per cui è importante un incontro come questo è il fatto che gli inquinanti che oggi destano maggiore preoccupazione sono poi fra l'altro quelli anche su cui sono state aperte le procedure di infrazione, ma è stato detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, sono inquinanti complessi, perché insomma, quando parliamo di emissioni di ossidi di azoto piuttosto che di emissioni di PM2,5 non sono più le emissioni cosiddette primarie oppure ben individuabili in una sola fonte, no? Diciamo, iniziano a diventare degli inquinanti che sono come dire, multisettoriali, potremmo chiamare, cioè nel senso comunque che provengono da diverse fonti, sono abbastanza ubiquitari, oppure possono essere inquinanti di tipo secondario come il particolato più fine, e quindi, diciamo, la cui presenza, diciamo, è determinata dalla presenza di altri inquinamenti pregressi che derivano da fonti primarie. Dico questo perché per evidenziare come da una parte le procedure di infrazione, da una parte gli altri livelli di inquinamento atmosferico, dall'altra parte il tipo di inquinamento e di inquinanti oggi presenti che destano maggiore preoccupazione ci obbligano a uno sforzo di collaborazione e di confronto, altrimenti, diciamo, dal tema non se ne esce. E poi c'è un secondo fattore che è quello appunto dell'impegno preso, ovvero quello di capire insieme quali possono essere le azioni da mettere in campo e soprattutto iniziare a capire come prendere misure efficaci. Poi dopo determineremo anche il livello a cui si riuscirà ad arrivare, i livelli di abbattimento, come dire, anche, diciamo, gli obiettivi raggiunti, come si diceva anche prima. Però intanto è fondamentale capire oggi se abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili, noi pensiamo che ci sia ancora molto da fare, anche se molte cose sono state fatte, se servono maggiori risorse, se servono maggiori coordinamento, diciamo, quali sono le cose che mancano e gli strumenti che servono per riuscire a mettere in campo le azioni ancora necessarie. Quindi su questi due fattori, da una parte l'emergenza e la criticità, la complessità dell'inquinamento, e questo secondo fattore, diciamo, di sapere che è possibile ridurre ancora molto l'inquinamento, sono i fattori da cui partiamo. E soprattutto l'altro elemento è che l'azione che bisogna mettere in campo è un'azione trasversale, non può più essere legata soltanto diciamo, ad un settore, ma, diciamo, serve la collaborazione e il coordinamento tra diversi anche settori economici, produttivi, ma anche, diciamo, di abitudini, no? Per cui, diciamo, oggi l'agricoltura è un'altra fonte importante, il riscaldamento, così come la mobilità, e quindi questo comporta un'azione sicuramente da parte dell'assessorato all'ambiente, anche della Regione Veneto e dell'ufficio anche, no, della direzione oggi coinvolta, ma al tempo stesso è chiaro che servirà anche poi coinvolgere altri assessorati, insomma, così come altri ministeri. Insomma, l'azione che ci abbiamo davanti è un'azione sicuramente importante, e quindi, diciamo, questo è l'altro tema su cui vogliamo lavorare. Due parole sul report che presentiamo oggi, ma poi, insomma, su questo chiuderemo anche con le buone pratiche, ma poi interverranno anche dopo i vari comuni coinvolti. Il report, diciamo, che presentiamo oggi in questo summit fatto in collaborazione con la Regione Veneto è un report che si distingue un po' anche dagli altri fatti, lo diceva bene anche Gigi Lazzaro in apertura di questo incontro, perché siamo andati a vedere esclusivamente quelle che sono le azioni e le buone pratiche messe in campo, per cui avete visto e letto tutti quanti di ecosistema urbano presentato lo scorso lunedì, che andava a evidenziare i dati ambientali delle città. Invece in questo caso abbiamo voluto concentrarci esclusivamente sui temi delle buone pratiche, l'abbiamo fatto attraverso un questionario e l'abbiamo fatto poi rivolgendoci ai comuni del Veneto che hanno una popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Nelle domande di questo questionario siamo partiti da quella che è la delibera della Giunta regionale, la 238 del 2021, e quindi siamo partiti da quella che è le misure anche che la Regione ha previsto. E quindi abbiamo toccato i vari temi sulla mobilità, l'efficienza energetica, e quindi il riscaldamento, l'urbanistica, l'agricoltura, il sistema di incentivazione. Insomma, abbiamo cercato di mettere insieme tutte quante le azioni che noi pensiamo siano necessarie, che la Regione ha previsto dalla sua delibera, e quindi abbiamo chiesto poi ai comuni di rispondere. Non vado nel dettaglio dei risultati, tanto li trovate sia nel comunicato stampa che nel report distribuito oggi. Dico soltanto che
diciamo, il quadro che ne esce, così poi mi serve anche per supportare le proposte con cui guido l'intervento, è un quadro, diciamo, sicuramente variegato, no? tra città e città, per cui abbiamo una situazione di buone pratiche diffuse, diciamo, più o meno in tutti quanti i centri urbani che ci hanno risposto al questionario. Il tipo di buone pratiche chiaramente varia e quindi, diciamo, nessuno è riuscito ad affrontare in maniera complessiva a 360 gradi il tema dell'inquinamento atmosferico, però insomma, diciamo, se andiamo a leggere, a mettere insieme tutte quante le buone pratiche che ne arrivano, diciamo, le misure ci sono tutte quante, però ecco, diciamo, mai in maniera completa in un singolo comune. Abbiamo Padova in testa per gli investimenti sulla mobilità condivisa, abbiamo Treviso che è in testa come somma di tutti quanti gli incentivi dati ai cittadini per ridurre l'inquinamento atmosferico, abbiamo Verona e Vicenza che sono in testa per il numero di passeggeri per trasporto pubblico locale, questi, diciamo, per citare soltanto alcune macrodati anche rispetto a quello riportato sul comunicato stampa. E poi come dati complessivi sono 400 milioni di euro di investimenti da qui ai prossimi mesi e anni che sono veramente importanti per ridurre l'inquinamento atmosferico, abbiamo 1 milione di euro di contributi diretti ai cittadini, a partire dai contributi dati per sostituire la caldaia fino ai contributi di incentivo sugli abbonamenti del trasporto pubblico e così via, e poi quasi 1000 chilometri di piste ciclabili urbane in totale messe in campo dai comuni stessi che hanno risposto al questionario. Quindi questo per dire che le buone pratiche ci sono, come dicevo anche prima, e anche alcuni strumenti importanti, però al tempo stesso c'è una difficoltà che emerge dal questionario che dimostra come i comuni siano poi di fatto non facilitati nel mettere in campo tutte le politiche che bisognerebbe mettere in campo, per cui, diciamo, se investono più sulla mobilità non riescono a investire al tempo stesso anche sulla parte urbanistica o di agricoltura e quindi, diciamo, si trovano spesso a scegliere una direzione piuttosto che un'altra. Questo forse è un primo fattore anche che emerge da questionario importante su cui ragionare, su cui magari chiedo anche alla Regione di capire come aprire un'interlocuzione anche con gli altri mondi, non insomma, a parte quello soltanto della parte di direzione ambiente. E poi l'altro dato evidente che esce è quello sull'agricoltura, nel senso che poi è chiaro che i comuni sono meno coinvolti su questo, però insomma alcune cose si possono mettere in campo, invece su questo tema sembra sempre un po' sottovalutato, cioè magari si parla di molto più, insomma, in termini di mobilità, di altre politiche, ma, diciamo, il tema dell'agricoltura a partire dalle emissioni di ammoniaca, allevamenti e altri regolamenti invece sono un po' trascurati, mentre invece abbiamo visto anche nelle relazioni che mi hanno preceduto quanto questo sia uno dei fattori anche determinanti. Vado alle proposte, così poi chiudo, se no poi vado troppo lungo. Noi abbiamo, appunto, partendo da questo quadro, oggi presentiamo alcune proposte, diciamo, distinte tra comuni, regione e governo, chiaramente il governo in particolare ci rivolgiamo al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, con una premessa che poi di fatto l'azione che serve mettere in campo è un'azione coordinata, per cui, diciamo, noi quello che auspichiamo anche dopo l'incontro di oggi, ma oggi qui già lo stiamo facendo plasticamente anche con gli interventi avuti fino adesso e che seguiranno, è un coordinamento forte, perché insomma è chiaro che il problema si risolve soltanto con una scala, diciamo, che parte dal territorio comunale ma poi arriva al territorio regionale, soprattutto in un'area come questa dell'area padana, si muove anche a livello interregionale, ma il tavolo interregionale è già abbastanza attivo e dialoga fortemente anche con la scala nazionale. Per cui, diciamo, questo coordinamento da diversi livelli è la prima proposta trasversale che viene forte anche da noi, ma insomma su cui bisogna lavorare. Ai comuni in particolare le proposte principali sono innanzitutto l'integrazione tra i piani, quindi dal PAES, che è il piano sull'energia e il clima che va fatto a livello comunale, fino ai piani urbani sulla mobilità sostenibile, fino ai piani urbanistici, quindi un'integrazione che abbia come elemento di fattor comune quello di ridurre l'inquinamento atmosferico. Investimenti importanti sulla mobilità, quindi dalle reti ciclabili, quindi interventi anche infrastrutturali, le zone urbane anche con limiti di velocità ridotti, quindi una revisione da questo punto di vista, e poi investimenti sulla mobilità elettrica e sulla mobilità anche condivisa, fino poi agli incentivi per il trasporto pubblico locale, anche questo, diciamo, strumento molto importante per ridurre il traffico privato e quindi l'inquinamento ne deriva. Chiediamo anche ai comuni di intervenire sul settore agricolo, appunto dicevo prima era uno dei punti che emerge di meno, anche se su questo poi il ruolo è più nazionale o regionale, ma i comuni possono fare tanto in termini di polizia rurale e quindi di controlli sugli spandimenti o su come vengono applicate anche le tecnologie più avanzate per ridurre le emissioni in agricoltura. Chiaramente questi controlli possono farsi se c'è una regolamentazione regionale che determina su cosa bisogna fare i controlli.
Un'azione importante sui sistemi di riscaldamento. Oggi una delle fonti principali, soprattutto nel momento in cui il gas costa così tanto, ci si sta convertendo sul riscaldamento a legna, viene anche dai sistemi di riscaldamento non efficienti che utilizzano biomasse, e quindi su questo si possono fare dei regolamenti edilizi comunali che prevedono nuovi sistemi più efficienti, ma anche controlli importanti, ma soprattutto attività di informazione e sensibilizzazione. Per esempio la Regione ha messo in campo il bando, mi sembra anche nel 2022, di sostituzione delle caldaie con caldaie diciamo più efficaci e più efficienti. Chiaramente questi bandi e questi strumenti devono essere poi declinati, conosciuti, bisogna informare i cittadini, bisogna fare poi controlli per vedere se vengono messi poi in campo. Sulla Regione le proposte principali sono sicuramente quelle del ruolo di coordinamento, diciamo, sulle varie azioni che vengono messe in campo, anche condividendo le buone pratiche territoriali, per cui diciamo, usandole come strumento per farle attivare anche laddove non ci sono. Chiediamo di avere anche appunto sulla Regione un'attenzione particolare al tema dell'agricoltura, con una declinazione territoriale del piano strategico nazionale della PAC, in modo da andare a regolamentare soprattutto gli spandimenti di liquami e con tutte quante le tecniche come l'interramento per ridurre le emissioni di ammoniaca, che vediamo anche uno dei parametri che tanto già oggi è un problema, ma lo diverrà ancora di più con l'implementazione della nuova direttiva europea. E poi sempre alla Regione ovviamente c'è il tema del riscaldamento domestico, che è importante, ma inserendo anche un obbligo di certificazione di efficienza energetica su questo, e sempre su questo tema dell'obbligo, insomma, andare poi ad attivare campagne di informazione e di controllo per riuscire poi a far sì che venga rispettato. Importanti le risorse che può mettere in campo la Regione sul trasporto pubblico locale. E chiudiamo con un altro dei nostri temi su cui torneremo anche nel prossimo inverno, è quello del trasporto ferroviario, su cui ad oggi servono investimenti importanti ed incisivi per riuscire a incrementare anche il trasporto pendolare e l'intermodalità anche tra le diverse città, non soltanto all'interno della città stessa. E poi infine le ultime proposte, quelle fatte al Governo, che anche lui appunto diciamo, ha un ruolo importante, che alcune misure sarebbero inefficaci, soprattutto in una zona così uniforme come quella dell'area padana, senza un'azione nazionale. Il Governo ha in mano il tema importante della riduzione dei limiti di velocità sulle autostrade, soprattutto in fase di emergenza, e su cui deve intervenire direttamente lui, non possono intervenire le regioni. Ha un ruolo importante per quanto riguarda le politiche di incentivazione, ma anche di finanziamento di interventi sulla mobilità pubblica, che sia interurbano che sia all'interno delle città, e su questo anche il PNRR può essere uno strumento molto importante. E ha poi diciamo, il ruolo anche fondamentale sul tema delle missioni in agricoltura, perché insomma su questo c'è il decreto interministeriale sull'utilizzo del digestato, che può veramente fare molto, soprattutto in un'area come quella padana, o anche andando a regolamentare il tema degli allevamenti intensivi. Queste diciamo, sono le macro proposte che portiamo avanti e mettiamo oggi sul tavolo anche di questa discussione. Le ho sintetizzato insomma, in questo intervento. Chiudo soltanto dicendo che tutto questo si può fare soltanto con un'attività trasversale anche di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, perché devono capire l'importanza di intervenire. E poi chiudo anche con l'ultima riflessione, che tutto questo si può fare anche non andando indietro a discapito diciamo delle persone o dello sviluppo economico, imprenditoriale di questo territorio, ma oggi penso ci siano tutte quante le tecnologie, gli strumenti, le modalità, la possibilità di far fronte all'emergenza energetica, al caro bollette, all'emergenza di inquinamento atmosferico, i nuovi obiettivi anche che arrivano dall'Europa, anche quelli dell'OMS, mi rendo conto sono molto complicati da raggiungere, ma sono tutti quanti obiettivi che sono stati stabiliti e nascono come tutela della salute, no? Per cui diciamo, noi dobbiamo, se non riusciamo a raggiungerli, ormai anche capendo qual è il percorso che ci porterà a quelli, però intanto noi dobbiamo comunque riuscire a tendere a quegli obiettivi. Questo diciamo, è l'obiettivo, è l'elemento più importante. Quindi io penso che oggi abbiamo tutti quanti gli strumenti per riuscire a fare questo lavoro senza mettere in contrapposizione i vari livelli, quindi diciamo, la tutela ambientale e della salute con anche lo sviluppo economico e territoriale di questo e sociali, scusatemi, di questo territorio. Quindi io questo penso sia la sfida più importante, del motivo per cui oggi siamo qui anche con questo report e questa collaborazione nuova, per passare dalla denuncia anche alle proposte, alla costruzione di un tessuto, come dire, proattivo sul tema dell'inquinamento atmosferico. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti i componenti di questo tavolo, da Enrico Pisoni, che alle 11 doveva staccarsi, quindi se è ancora collegato lo ringrazio e gli chiedo se voleva aggiungere qualcos'altro.
No, non è più legato. Perfetto. Cristina Leonardi del CNR. Enrico? Sì, ok, ci ha sentito, almeno i ringraziamenti li ha sentiti. Cristina Leonardi del CNR, se voleva aggiungere qualcosa, se no andiamo. Velocissima, rispetto al position paper presentato dalle regioni, ho l'impressione che sia stato comunque tenuto in considerazione. Da una prima letta veloce ho visto che hanno introdotto comunque tra i motivi per cui richiedere diciamo, la deroga di 5 anni del raggiungimento dei valori limite anche le condizioni orografiche e climatiche di particolari aree, cosa che prima non era scritta in maniera così chiara, quindi diciamo almeno questo segnale è stato colto. Ora vedremo se ci sarà qualcos'altro. Ottimo, grazie mille. Ringrazio Paolo Giandon, a cui se vuole aggiungere un ulteriore commento lascio. No, direi che quanto ha detto anche la dottoressa D'Aprile, insomma, era nella stessa direzione, anche se sì, a livello dal Ministero, ecco, chiediamo, mi pare che anche legalmente in questo senso nei confronti del governo reclama, no, una maggior capacità di incidere, insomma, perché di questo abbiamo bisogno. E poi rispetto alla nuova direttiva europea, quello che soprattutto sarebbe importante è poter negoziare in maniera, insomma, come dire, in modo che ci sia ascolto da entrambe le parti, perché i 5 anni possono essere un'indicazione di partenza, ma bisogna poi andare a verificare, no, se sono congrui con i risultati che si vogliono raggiungere, posto, come dicevo, che ci sono tutti quei limiti esterni che sono comunque da tenere in considerazione. Certo, grazie mille, grazie a Giorgio Petti. Come abbiamo visto, tutti appunto, tutti stanno facendo la propria parte, chi c'ha più, chi meno, ribadisco un po' quello l'introduzione di Luigi Lazzaro. Oggi non vuole essere un giorno dove guardiamo gli sforamenti, avremo sicuramente occasione di far questo. Vorremmo proprio mettere a sistema tutti i vari attori per riuscire ad ottenere quegli obiettivi che la Commissione europea ci chiede. Sottolineo anche che se degli obiettivi sono stati raggiunti è anche grazie ai sindaci e alle amministrazioni locali che hanno fatto le ore di innanzi, che sappiamo tutti che sono un po' popolari, ma sono necessarie, le hanno fatte, le hanno continuate a fare, e queste sicuramente portano il risultato. Grazie appunto ai relatori di questa tavola, e chiamerei qui con me i componenti del prossimo tavolo, quindi Martina Zambon, che la coordina, che è una giornalista del Corriere del Veneto. Non vedo in sala Sofia Memoli, che starà arrivando, stiamo cercando. Voi che facciamo se no partiamo con il confronto. Ok. Beh, allora, tanto grazie Martina, ci approvvisiamo. No, appunto, e chiederei agli assessori delle città capoluogo presenti di avvicinarsi e mettersi nelle file, in modo che riusciamo a in modo che riusciamo in qualche modo a
gare anche con il tavolo. Tanto vi ringrazio perché non è facile riuscire a organizzare e grazie proprio alla vostra disponibilità per questo, ad organizzare un confronto schietto e aperto anche pubblico su questi temi. Quindi vi ringrazio veramente tutti per la disponibilità data, e se vogliamo partire magari già con il confronto tra le città, io vi lascerei la parola. Gigi? O facciamo 2 minuti di pausa, però ho paura che andiamo troppo lunghi. Siamo già un po' in ritardo. Intanto buongiorno a tutti, sono Martina Zambon e io parto con una recriminazione dove è Giorgio Zampetti che ha spoilerato metà delle cose che ci racconteranno gli assessori, ma noi confidiamo ci raccontino di più. Io ho trovato interessante la serie di dati che sono stati presentati oggi e mi pare che l'abbia sottolineato proprio Pisoni, l'importanza delle azioni locali, è corroborato da come la composizione degli inquinanti vari da città a città, per cui questo, il tema dell'agricoltura, so che Vicenza sta lavorando su questo, immagino che sarà interessante ascoltarvi. L'altro tema che a me ha colpito è i soldi ci sono, adesso la dico brutalmente, l'ha detto Laura D'Aprile, non è tanto un problema di risorse quanto di scegliere bene come destinarle. Immagino sia anche una questione di velocizzare e semplificare il canale attraverso cui dei finanziamenti nazionali arrivano poi agli enti locali. E immagino anche che la Regione, adesso aspettiamo l'assessore Bottacin, abbia un ruolo veramente cruciale per favorire questo tipo di meccanismi. Quindi io trovo che sia interessante, sono abbastanza vecchia da ricordarmi i primi blocchi del traffico e sembrava dovesse essere, no? il cambio di paradigma, in realtà forse sono serviti solo a cominciare a farci prendere coscienza che c'era un problema evidentemente. Vediamo se nel frattempo arriva qualcun altro. Io posso continuare a chiacchierare, tanto di mestiere, però non vorrei annoiarvi. Iniziamo intanto con gli assessori, Luigi? Sì, vogliamo intanto iniziare. Bene, in rigoroso ordine alfabetico. Io chiederei a Lorenza De Kunovic, se lo pronuncio bene, è corretto? L'assessore all'ambiente, sono tutti ovviamente assessori all'ambiente, in questo caso di Belluno, per cui partiamo dall'alto. Se ha voglia di venire qui o se preferisce, però bisogna che le diamo un microfono, allora in quel caso. Ma sì, rompiamo il ghiaccio, non è un problema. Beh certo, siete sono di un po' fresca nomina. Sì, allora mi presento, sono Lorenza De Kunovic, piacere, arrivo da Belluno. Come dicevo, è da pochissimo che sono assessore all'ambiente del comune di Belluno. Però diciamo che ho avuto modo nella mia vita insomma, di partecipare a dibattiti del genere perché l'argomento mi è sempre interessato. Io tra l'altro mi dispiace essere la prima perché provengo da una realtà particolare rispetto probabilmente alle mie cugine città capoluogo di regione, quindi mi dispiace anche partire così, però nella realtà di fatti è quella, insomma, e abbiamo visto anche dai dati che ci sono stati presentati. Beh, a parte che appunto da tempo le misurazioni fatte da ARPAV sulla qualità dell'aria hanno dimostrato una percentuale, un calo dei valori medi del PM10 rispetto agli anni precedenti. Un segnale, secondo me, abbastanza inequivocabile che comunque le 70 misure adottate dal piano della Regione qualcosa sono servite, insomma, sono stati un po' efficaci, insomma, hanno dato un po' di efficacia. Infatti il valore medio dal 2012 addirittura, se non sbaglio, no, perché chiaramente ci ho studiato, è sotto ai limiti imposti a livello europeo. Ma come è stato evidenziato anche prima, il bacino padano è vasto e seppure ci siano delle similitudini, quello che vale per la città di Belluno ovviamente
non può essere identico ad altre città, sempre del bacino padano, che ne so, Belluno ha delle problematiche diverse da Abbiategrasso, da Forlimpopoli, o se restiamo nel Veneto, Isola della Scala o Noventa Padovana. E quindi anche per il discorso delle città, la stessa cosa si può dire per le città capoluogo, insomma, cioè chiaramente Belluno ha una conformazione completamente diversa. Tra l'altro, normalmente quando si parla di inquinamento, la maggior parte delle volte si parla di smog, quindi causato dal traffico. Non so se è perché l'argomento è fa più notizia, ma nella realtà dei fatti per noi insomma, è opportuno che venga ricordato che la principale fonte di inquinamento in realtà è il riscaldamento domestico, che incide assolutamente in maniera preponderante e, se non vado errato, in Veneto addirittura al 70%. Io niente, volevo solo dire questo. Ovviamente in montagna questa differenza si nota ancora di più. Per questo io sottolineo che sia assolutamente necessaria una guida, diciamo, condivisa a livello territoriale, però credo sia molto importante che noi come amministrazioni, come comuni, abbiamo il coraggio di prendere delle decisioni autonome, cioè se le città sono diverse ci sono differenze oggettive e quindi cioè, l'area non ha sicuramente confini amministrativi, però se appunto ci sono delle differenze a livello di dati e quant'altro, è giusto che abbiamo il dovere quindi di avere anche il coraggio di assumersi delle decisioni in autonomia, insomma, ecco, questo era... Sì, mi dispiace essere partita per prima perché sono di Belluno e quindi ho una situazione completamente diversa dagli altri, ma insomma io vi ho detto quello che penso. Ma invece io penso sia interessante perché il tema del riscaldamento domestico, certo che è più sentito probabilmente dove si usa di più un riscaldamento a biomassa, sì. Il legno c'è, ce n'è pure troppo dopo Sì, Vaia probabilmente, certo. però credo sia comune anche agli altri. Grazie intanto. Mancherebbe, grazie a voi. Eccoci qui, allora facciamo una piccola pausa dopo che l'assessore bellunese ha rotto il ghiaccio. Abbiamo Sofia Memoli della Regione Veneto, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, con focus sulla qualità dell'aria evidentemente. Ok, allora buongiorno a tutti. Sì, non è ancora partita. No? Sì? Ok. È partita. Buongiorno a tutti. Mi scuso per questa sfasatura, diciamo, nell'ordine degli interventi, sono stata un attimo convocata. Dunque, la mia presentazione si colloca appunto dopo la presentazione sulle strategie generali Stato, Europa e col focus appunto sulla Regione Veneto, e vuole essere un attimo più di taglio operativo. Appunto andiamo a vedere quali sono le azioni e gli indirizzi della Regione Veneto per il risanamento dell'atmosfera. Mi collego comunque molto velocemente a quanto ci ha detto ARPA questa mattina, perché è molto interessante il suo excursus su quelle che sono le distribuzioni del particolato atmosferico, delle cause dell'inquinamento da polveri sottili, e molto interessante anche invece assolutamente gli esiti degli studi sulla composizione del particolato, in quanto, come abbiamo visto, la componente di particolato secondario, quella che si origina nella chimica dell'atmosfera a partire dai suoi precursori, soprattutto ossidi di azoto e ammoniaca, riesce ad avere
un'incidenza che va anche oltre il 50% nei momenti di massima concentrazione di polveri. E quindi mi ricollego anche alle immagini molto evidenti che ci ha fatto vedere già ARPA questa mattina, delle mappe di densità emissiva dei 3 inquinanti, il particolato primario, gli ossidi di azoto e l'ammoniaca. In particolare è molto evidente quindi come la maggiore concentrazione delle polveri di origine primaria e qui è evidente, sia nelle zone montane, nelle zone dove evidentemente è più utilizzato il riscaldamento da biomassa legnosa, e anche nei piccoli centri, di fatto a spot, come anche ARPA ci ha ben già illustrato questa mattina. L'utilizzo della modalità di riscaldamento a biomassa riesce a diventare anche importante. Mentre per gli ossidi di azoto è interessante vedere come la densità emissiva si concentri sulle vie di grande traffico. Si vede chiaramente la mappa dei corridoi europei, sono ben 3 i corridoi europei che attraversano la regione Veneto, e è più che evidente la correlazione causa-effetto sulla distribuzione dell'inquinante. Infine sappiamo che il Veneto è al primo posto in Italia per allevamento di conigli avicoli e al terzo per bovini, ce l'ha già detto ARPA, che al 2019 la metà quasi delle aziende IPPC in Veneto erano allevamenti, e gli allevamenti sono sostanzialmente concentrati nella zona centrale della pianura. È un problema evidentemente, come già abbiamo detto, di bacino. È un problema che interessa l'intera pianura padana per le sue caratteristiche, la sua conformazione, se ne è già ampiamente parlato, non mi dilungo. È un problema che nella unitarietà, nell'omogeneità diciamo delle caratteristiche meteoclimatiche e orografiche, ogni regione però affronta secondo poi un po' le proprie peculiarità. Quelle della regione Veneto, come rappresentato in questa tabella, sono delle caratteristiche territoriali che, ecco, è interessante la correlazione tra la densità di popolazione, la popolazione e le zone, delle caratteristiche territoriali che favoriscono, come dicevamo, la dispersione, è caratterizzata da una dispersione abitativa, una dispersione su piccole unità unifamiliari, plurifamiliari, distribuite in grande percentuale su centri esterni ai grandi poli metropolitani. Questo caratterizza un territorio che necessita di forti reti capillari reti di coordinamento, sistemi di riscaldamento, come si diceva, anche autonomi, anche aggiuntivi, un territorio che sicuramente presenta le sue sfide. Sfide che, come dicevamo, sono raccolte in maniera sinergica dalle regioni che sono accomunate da queste problematiche, sfide affrontate e gestite comunque dai piani di qualità dell'aria adottati da tempo. In Veneto, come abbiamo detto, è dal 2004 che ci siamo dotati di un piano di qualità dell'aria, lo abbiamo aggiornato nel 2016, lo abbiamo tuttora in fase di revisione, e piani che hanno portato comunque all'attuazione di misure che hanno dato dei risultati estremamente significativi. Abbiamo già visto le riduzioni negli ultimi 2 decenni si sono grandemente ridotte rispetto a quelle appunto di inizio 2010 e 2005, il periodo iniziale. Ho raggruppato in questa slide le ultime, soltanto le ultime sinergie più significative, quelle appunto del nuovo accordo di programma per il bacino padano siglato nel 2017, il già citato protocollo aria pulita, protocollo di Torino, molto importante perché
comprende impegni che anche il livello statale ha preso per affrontare in maniera sinergica e coordinata la tematica del miglioramento della qualità dell'aria, che come le regioni più volte hanno rappresentato non può non coinvolgere anche impegni di livello statale, perché ci sono importanti fattori causali dell'inquinamento su cui le regioni non hanno competenza amministrativa. A titolo di esempio la limitazione delle velocità in autostrada, a titolo di esempio la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, sono parte degli impegni previsti dal protocollo di Torino e che al momento ancora non hanno trovato attuazione. Ho inserito anche il progetto Prepare, che è un progetto LIFE integrato a cui la Regione Veneto partecipa e che prevede appunto la partecipazione di quasi tutte le regioni dell'Italia settentrionale con le loro agenzie ambientali, principali città, anche l'agenzia ambientale slovena, ed è un progetto di 7 anni, termina nel 2024, che si affianca alle misure e piani di qualità dell'aria per apportare conoscenze e know-how che aumentino anche la durabilità del tempo delle misure di piano. Un valore aggiunto molto importante di questo progetto è la creazione quindi delle reti delle agenzie ambientali che hanno attivato studi e ne avete già visto stamattina appunto l'illustrazione di qualcosa da parte di ARPA, studi coordinati che stanno dando delle conoscenze molto importanti sulle cause del fenomeno, stanno realizzando anche strumenti conoscitivi comuni per poter approcciare a scala di bacino anche la misurazione, la stima, la previsione di scenari e come dicevamo rappresenta una sinergia molto importante. Ecco, chiaramente nell'ambito di queste sinergie la sentenza in esito alla sentenza di condanna, quindi della procedura di infrazione avviata nel 2014, che sentenza già citata del 2020, che appunto i superamenti, come dicevamo, quelli che sono stati considerati nella condanna sono questi dal 2008 al 2017 e la Corte di Giustizia ha ritenuto che le misure attuate dallo Stato italiano non erano sufficientemente idonee a rientrare dai superamenti monitorati nel minor tempo possibile. Quindi sì, la Regione del Veneto rientra tra le 10 regioni italiane che sono appunto in infrazione, le 4 regioni del Veneto con territori estesi, le altre 6 in maniera molto puntuale, ma la Regione del Veneto rientra per praticamente tutto il territorio regionale eccetto le zone Alpi, Prealpi e Val Belluna. Ho evidenziato l'andamento, è molto importante questa slide che riporta l'andamento regionale del numero di giorni di superamento del limite, che ricordiamo è 35 in base alla vigente normativa, 35 giorni, un limite di 50 microgrammi metro cubo. E questo limite è stato, cioè il numero di giorni di superamento rispetto al decennio antecedente, quindi al periodo prima del 2008, come vediamo è enormemente diminuito, raggiungendo praticamente un valore, come vediamo da questo grafico, pressoché asintotico. Richiede affrontare un problema di questo tipo non è cosa semplice. Insieme grazie anche agli studi fatti congiuntamente dalle agenzie regionali e alla modellistica sviluppata nell'ambito del progetto Prepare, è stato valutato
che il raggiungimento della cosiddetta compliance, cioè il raggiungimento dei valori previsti dalla normativa, richiede sul bacino padano una diminuzione delle emissioni di PM10 del 38%, di quelle di ammoniaca del 22% e degli ossidi di azoto del 39%. Sono dei valori molto imponenti, delle riduzioni veramente imponenti. È stato messo in campo, come la gran parte di voi sa benissimo, un pacchetto di misure straordinarie della qualità dell'aria che la Regione Veneto ha adottato con la deliberazione 238 del 2 marzo 2021, un pacchetto che è stato tarato per ottenere il raggiungimento della compliance. Prevede limitazioni, incentivi, informazione e misure strutturali. Questo pacchetto, è importante dirlo, integra il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera attualmente vigente, che è il piano appunto adottato con la delibera 90 del 2016, rafforzando e estendendo gli impegni che la Regione del Veneto aveva già assunto nel 2017 siglando l'accordo di bacino padano. E appunto vediamo anche l'accordo di bacino padano, basta vedere le date, successivo al piano regionale del 2016, ma comunque sono misure intervenute successivamente che integrano le misure di piano. Si sviluppa quindi attraverso divieti, incentivi. Divieti e sono organizzati in questa slide per dare il quadro evidente della strategia con la quale si è ritenuto di affrontare la criticità appunto del rientro nei valori limite. Allora, sostanzialmente ci si concentra sui 3 inquinanti, il PM10 primario, gli ossidi di azoto, l'ammoniaca. L'approccio prevede l'intervento sul PM10 primario, divieti estesi e rafforzati, divieti già previsti diciamo, negli impegni del bacino padano, e quindi divieto di utilizzo di generatori di calore e biomasse che abbiano tecniche di combustione obsolete. Sono i generatori con una classificazione inferiore alle 3 stelle in base appunto alla classificazione del decreto 186/2017. Un divieto, peraltro adesso anche è subentrato anche un provvedimento ministeriale in virtù della vigente crisi energetica, ma comunque divieti che prevedono delle temperature massime di riscaldamento in edifici, anche questi estesi rispetto all'accordo di bacino padano, e un'estensione anche dei divieti di abbruciamento di residui vegetali. Da un lato si impone appunto una limitazione, dall'altro lato si prevede un'incentivazione, e l'incentivazione imponente prevista dalla delibera 238 è quella che appunto stanzia inizialmente questi 20 milioni di euro per la rottamazione di stufe inquinanti e la loro sostituzione con apparecchi più performanti, con 20 milioni appunto nel triennio 2021-2023. Parallelamente ossidi di azoto, con limitazioni alla circolazione nel periodo che è stato anche esteso, il periodo va dal 1 ottobre al 30 aprile, limitazioni per i veicoli più inquinanti, e in questa sintesi chiaramente c'è compresa tutta la dettagliata articolazione prevista appunto dall'allegato alla delibera, che comprende anche obblighi più estesi, più intensivi per i comuni di dimensioni maggiori, e articolati anche in base alla zonizzazione regionale. Anche qui da un lato il divieto, dal lato l'incentivo, 15 milioni stanziati dalla 238 per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione di veicoli a basse emissioni. Per l'ammoniaca ci sono invece, acceleriamo,
Per l'ammoniaca ci sono gli spandimenti, i divieti di spandimento a meno che non ci siano tecniche di interramento immediato da un lato, e le incentivazioni invece per l'acquisto di apparecchiature per l'interramento immediato e anche fondi importanti, stanziamenti del PNR per la copertura delle vasche di stoccaggio. Campagne di sensibilizzazione massicce, soprattutto per la sensibilizzazione dell'intera cittadinanza sulla necessità di non utilizzare questi apparecchi e di fare manutenzione, e importanti investimenti appunto sul rinnovo del trasporto pubblico locale su gomma e lagunare. Molto velocemente a questo punto faccio un punto sui bandi. Allora, bandi stufe, la Regione ne ha attivati molti dal 2014 al 2022, come è rappresentato chiaramente in questo grafico. L'impegno dell'ultimo anno con il bando 2022 è imponente. Il bando è in corso, dopo una slide velocemente per darvi qualche informazione. Rottamazione di stufe, rottamazione di veicoli, ancora più evidente dal 2018 ad oggi, 29 milioni erogati e stanziati per l'ultimo bando, erogati per i bandi precedenti, 29 milioni dal 2018, addirittura più di 34 se si risale al 2014, che la Regione ha investito per la sostituzione di veicoli con veicoli a basse emissioni. Ci sono anche parallelamente, come dicevamo, interventi sui trasporti che riguardano sostanzialmente il rinnovo del trasporto pubblico locale, come dicevamo, su gomma e lagunare, ma anche dell'acquisto e rinnovo di materiale rotabile, treni elettrici. Ci sono anche interventi, qui ho riportato i dati relativi. In un caso abbiamo raccolto dal 2018 quelli che ho appena detto, dal 2020 anche per la rete di navigazione interna, la mobilità ciclistica, la logistica. Per questi due blocchi abbiamo quasi complessivamente 450 milioni soltanto negli ultimi anni. Anche in campo agricolo è in corso il bando previsto dal pacchetto di misure straordinarie che avevamo appena guardato, quello per l'interramento immediato di liquami, per cui sono previsti 2 milioni, ma se andiamo a guardare tutti gli interventi strutturali del programma di sviluppo rurale che hanno un effetto diretto o indiretto sulle emissioni di ammoniaca, saliamo a quasi 260 milioni nell'ultimo quinquennio. Si affianca a questo anche l'efficientamento energetico che chiaramente opera sul duplice fronte del contrasto ai cambiamenti climatici in maniera diretta, sul contrasto all'inquinamento atmosferico in maniera indiretta, perché comporta una riduzione dell'uso dei combustibili fossili. Anche qui allora abbiamo 92 milioni dal 2018 che la Regione ha investito per efficientare, per ristrutturazioni importanti che comportano l'efficientamento energetico di edifici pubblici o interventi a sostegno delle imprese con la finalità dell'efficientamento energetico. I provvedimenti invece di divieto si esplicano attraverso l'azione dei comuni, sono le ordinanze comunali adottate quindi ad ogni stagione secondo gli indirizzi regionali, declinati sulla vigente zonizzazione con appunto il coordinamento del tavolo tecnico zonale, come previsto dalle norme tecniche di piano e come ribadito dalla delibera 1500 del 2018. Cosa c'è in corso? C'è il bando stufe e vi dicevo stanziati 4 milioni per, come dicevamo, rottamare stufe inferiori alle 3 stelle, acquistarne stufe a 5 stelle. Il contributo regionale si pone come aggiuntivo rispetto al contributo del conto termico, quindi si arriva a finanziare la quasi totalità dell'intervento che viene messo in campo dall'utente. Il bando è stato avviato il 3 agosto, la manifestazione di interesse si è chiusa in settembre ed è in corso la seconda fase.
Assolutamente, bando auto parte domani, sulla pagina web della Regione Veneto ci sono tutte le indicazioni, basta digitare bando auto 2022, tutte le indicazioni per quello che è previsto, sono ben 12 milioni per la rottamazione delle auto, e in fondo abbiamo messo in campo, avviato le procedure per adottare anche nella Regione Veneto il progetto Movin, monitoraggio veicoli inquinanti, già in essere in Regione Lombardia e Piemonte, e sono in atto le procedure per l'attuazione del progetto. È in corso, in cantiere, ed sta per partire una campagna informativa sulle biomasse, anche questa con uno stanziamento molto importante, 600.000 euro in 3 anni, e stanno per partire, stiamo per avviare le procedure anche per ulteriori edizioni dei corsi per installatori, manutentori e spazzacamini, che sono progetti previsti dal progetto Prepare. In ultimo è in corso l'aggiornamento del piano regionale, come avevamo detto, che è stato avviato a novembre 2021 con il supporto specialistico di ARPA, e saranno avviate le idonee consultazioni nell'ambito appunto della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, che sarà avviata. Ho corso sulla parte finale. Ringraziamo molto Sofia Memole, soprattutto per la corsa e per i contenuti. Nel frattempo ci ha raggiunto l'assessore regionale all'ambiente e a svariati altri temi, clima, protezione civile, sicurezza idrogeologica, Giampaolo Bottaccin, che conoscete e che oggi è qui per ascoltare, secondo noi, e poi darà anche delle risposte di integrazione dopo aver ascoltato i 7 colleghi dei capoluoghi, perché quello che è emerso stamattina è senz'altro la necessità di un'integrazione sempre più stretta, direi simbiotica, correggetemi se sbaglio. Quindi chiederei ad Andrea Aragona, scendiamo in pianura dopo aver sentito Belluno, assessore al Comune di Padova, eccoci qua, che ci dirà tutto sulle biciclette normali, elettriche, e poi sui monopattini dovete spiegarmi se fate qualcosa, perché io un paio li stendo uscendo dal lavoro prima o poi, diventano un problema, no? Da gestire anche questi. Sì, mi aspettavo l'ordine alfabetico, per cui non ero pronto, pensavo che continuassimo in ordine alfabetico. No, è l'ordine alfabetico sulle città. Abbiamo sbagliato, non è alfabetico, no, è giusto. Mi chiamo Aragona, facciamo così che c'è cambio. Ah, l'ordine alfabetico della città, ok. Dai, non siate timidi. Se posso permettermi, poi vorrei fare anche, colgo l'occasione per fare un ragionamento un po' più generale rispetto agli stimoli avuti oggi, non solo su biciclette e monopattini. Parto da questo: noi abbiamo investito molto da un punto di vista, come dire, di tempo, da un punto di vista economico. In realtà diamo solo un incentivo per le biciclette elettriche, però iniziamo ad avere dei risultati, cioè nel giro di 3-4 anni abbiamo qualche spostamento, qualche punto percentuale di spostamenti su mezzi in sharing in città, cioè quindi c'è una parte di città che ha iniziato a muoversi in questo modo. Sul problema dell'educazione sono completamente d'accordo. Io vedo ogni tanto, come dire, qualche monopattino ma anche qualche bicicletta parcheggiata male, mi dà fastidio, mando la segnalazione all'azienda per multare, la sposto. Dopodiché siamo un po' meno abituati, vi racconto questo aneddoto. Una volta ho visto una lamentela su Facebook in cui c'erano 2 monopattini parcheggiati male e una piazza che era diventata un parcheggio di auto, e il testo della foto era: ma guarda questi 2 monopattini come sono parcheggiati male. Cioè noi siamo abituati che in realtà all'auto, come dire, viviamo una cultura dove si parcheggia davanti alle scuole, si parcheggia sulle strisce, però ogni tanto ci focalizziamo sui monopattini. Quindi in realtà io credo che la maleducazione sia parte di tutti gli utenti della strada, in percentuali probabilmente uguali. Lo vediamo di più in monopattini perché è una cosa nuova, ma se abbiamo migliaia di spostamenti ogni giorno, se poi qualche punto percentuale, un 20-30% in città parcheggia male, rimane lì per diverse ore. Ma non parlavo di parcheggi, parlavo di sicurezza, a parte gli scherzi, spesso senza luci di sera
diventano rischiosi. Le bici, quanti monopattini, ecco, tutto lì. Sono completamente d'accordo, come sono, come dire, rischiose le automobili cui autisti guidando o parlando al cellulare, ecco, insomma. Quindi lo dobbiamo fare per tutti gli utenti della strada, non solo per un utente della strada. Già stiamo parlando d'altro, e parlare d'aria come oggi vuol dire parlare d'aria, vuol dire di un modello di produzione diverso, di qualità della vita, perché se cambiamo i riscaldamenti abbiamo un efficientamento degli edifici, abbiamo meno spese per le persone anche, quindi vuol dire parlare di altre cose, e questo credo sia l'approccio giusto. D'altronde credo che noi oggi siamo qua come assessori all'ambiente, ma viviamo tutti quanti il fatto che ogni tanto sembra che sia solo colpa nostra, e in realtà è un discorso collettivo, perché ogni tanto non abbiamo neanche le competenze per intervenire su quello, come possiamo fare. Io ho la delega anche alla mobilità, quindi nel mio caso ho un qualche possibilità in più, però nel momento in cui si parla di riscaldamenti, di edilizia, è un problema condiviso, e questo lo dobbiamo, deve essere una delle grosse battaglie per migliorare l'aria, è la condivisione del problema. È uguale, di pari passo, deve andare di pari passo a quella delle soluzioni tecniche che stiamo vedendo. Se non condividiamo il problema non andremo da nessun'altra parte. Quindi i comuni credo che debbano essere in prima linea, perché lo dicevo, sono, si devono prendere le proprie responsabilità, consci che, non lo possono fare da solo. Proprie responsabilità, perché avere anche una mobilità che funziona, al di là delle auto elettriche che magari non inquinano, è una qualità migliore di vita della città. Da questo punto di vista però secondo me bisogna, lo abbiamo visto prima sui dati, deve iniziare a passare un messaggio che fino adesso non è passato, e è un grave problema. Le misure anti-smog stanno funzionando, perché noi sui media ci vediamo sempre un messaggio di questo tipo: emergenza smog. I titoli sono gli stessi di 20 anni fa rispetto ad oggi, ma l'aria di 20 anni fa rispetto ad oggi non è la stessa, non è ancora di qualità, dobbiamo ancora migliorare, ma se non abbiamo un sostegno popolare nelle misure anti-smog che stanno funzionando, vedo 200 sforamenti nelle stazioni di traffico 20 anni fa, cioè è una cosa, vuol dire tutti i giorni sforamento, cioè noi oggi sulle medie annuali stiamo rientrando sul 2,5 e sul 10, quindi vuol dire che sta funzionando la cosa. E questa cosa deve essere un messaggio che deve andare di pari passo al fatto che l'aria non è ancora buona, perché oggi il fatto che l'aria non è ancora buona è preponderante rispetto al messaggio del fatto che i blocchi non servono, perché ogni volta che ci sono i blocchi c'è la polemica, fate sempre i blocchi ma c'è ancora l'emergenza smog. No, facciamo sempre i blocchi perché stanno funzionando, altrimenti smetteremo. Questa cosa è fondamentale, e arrivo quasi a una provocazione in questo senso. Forse le classifiche quasi non hanno più senso, perché poi emerge che il problema è delle 3 città podio, per inquinamento, quando la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona hanno uno sforamento o 2 sforamenti in meno, e poi ci si concentra su il podio, la top 5, le top 10, quando tutte quelle 20-30 dopo sono sostanzialmente nella stessa situazione. Quindi, anche questo è un messaggio da dare, cioè non voglio dire che il problema non c'è nelle prime città. Se però nelle altre città è dell'1-2% in meno, dobbiamo far continuare a passare il messaggio che il problema è collettivo, lo dicevamo prima sulle autostrade. Noi abbiamo chilometri di autostrada in mezzo alla città. Quanto ci può aiutare la diminuzione, almeno nel tratto urbano dell'autostrada? Probabilmente ci può aiutare tanto. Quindi, concludo, responsabilità collettiva, ognuno non si deve sottrarre, lo deve fare. Abbiamo visto le misure della Regione, bene, ci servono. Anche qui è un problema che va oltre però, solo la questione ambientale. Regione, ma anche Stato, il trasporto pubblico va incentivato più di adesso.
la rottamazione dei nuovi mezzi è una cosa importante, però se non c'è neanche un'indicizzazione del Fondo Nazionale Trasporti, evidentemente questo è un problema, perché da 10-15 anni è lo stesso, quando l'inflazione è a zero ce ne possiamo anche non accorgere, quando l'inflazione arriva al 10%, come fanno i comuni e la provincia a metterci quel 10% in più? Perché poi è evidente che poi non si riesce a lavorare, le aziende non riescono a lavorare sul costo del lavoro, gli stipendi rimangono gli stessi, gli autisti vanno a fare altri lavori, ci ritroviamo senza autisti, un problema nazionale. Questo ho visto dei dati sulla Toscana impressionanti, con un 8-10% di corse che saltano. Però, ripeto, si dovrebbe investire già di per sé sul trasporto pubblico. Se c'è un'inflazione che aumenta, i costi che aumentano e i soldi sono sempre gli stessi, i comuni e le province ci possono mettere qualcosa, però sono palliativi che non riescono a risolvere il problema. Grazie. Grazie a lei. Mi sembrava interessante la parte della comunicazione, perché se non c'è un'adesione complessiva della popolazione o un'adesione maggiore rispetto a oggi, effettivamente si percepiscono come vessazioni e non lo sono, i blocchi e quant'altro. Chiederei di raggiungerci ad Alessandro Manera del Comune di Treviso e a chiedergli come è passato il messaggio degli incentivi per il rinnovo del parco caldaie, se capisco bene, fra i vari interventi in cui avete il primato. Allora, a Treviso è andato molto bene, dobbiamo tener conto un dato. Nei 4 anni della nostra amministrazione, 4 anni e mezzo, abbiamo investito quasi 1.600.000 euro. Sono andati totalmente spesi, i bandi sono andati esauriti, quindi vuol dire che nonostante il 110% che era in essere in quel momento e quindi poteva lasciare dubbi, e la sovrapposizione anche di altri bandi, quindi noi abbiamo una forte richiesta, siamo riusciti a recuperare anche quelli esclusi dai bandi precedenti, abbiamo dato una premialità inversa rispetto al grado di inquinamento, cioè più inquinava e maggiormente poteva partecipare al bando, perché quello era lo scopo, specialmente per i condomini di grandi dimensioni, quindi per noi è sicuramente stato una cosa positiva. Io nei vari passaggi, perché credevo fosse una tavola rotonda, quindi non mi ero preparato un discorso, ma un filo logico. Teniamo sempre conto, noi stiamo lavorando anche per la produzione energetica diversa dall'attuale. Noi proprio con la Regione Veneto, vedo il dottor Busoni qui, e con la provincia di Treviso abbiamo lavorato per costruire un impianto da 1 megawatt sopra un'ex discarica. Anzi, una discarica che ancora è una discarica morta, che diventerà ex alla fine di quest'anno, e questo è un dato importante e andrà a contribuire alle strutture più energivore, che sono le case di riposo, in questo caso a Treviso, per la riduzione poi delle emissioni in atmosfera, quindi quella è la logica. Anch'io ho visto i dati, li conoscevo già da ARPAV, anche perché c'è stato un grande tema durante la pandemia, il fatto che tutte le auto fossero ferme e comunque avevamo degli sforamenti, quindi c'era anche una logica inversa e difficile spiegare ai cittadini rispetto a quello che facevamo, perché quando i dati dicevano che andavamo lì, era un po' la confusione tra verde, rosso e arancio rispetto alla pandemia, quindi anche lì avevamo un linguaggio complesso da comunicare, però è chiaro che come a livello comunicativo, sì, poi c'è il meteo, e quindi c'è tutta una serie di dati importanti. Io suggerirei anche una cosa, perché poi io vengo qui come assessore, pur avendo io un'estrazione tecnica. Molto si è lavorato nelle valutazioni di impatto ambientale dei vari progetti per andare in fase di miglioramento di emissione, perché lì ho visto i dati dell'agricoltura. Io a Treviso, per come è costruita Treviso, non ha grandi insediamenti di agricoltura, però tutti gli insediamenti fatti e tutte le variazioni di insediamenti, proprio la valutazione di impatto ambientale, sia della regione di cui ho fatto parte, sia della provincia di cui ho fatto parte precedentemente, hanno lavorato per andare verso questa riduzione. Però faccio sempre anche l'assessore, quindi una piccola nota di critica la devo dire, perché noi siamo arrivati sesti la settimana scorsa, ecosistema urbano, felice, abbiamo brindato, non abbiamo guidato dopo, quindi tutto a posto. Però io dico anche che anche Legambiente, dal suo punto di vista, deve un po' riallinearsi con quelli che sono i comitati locali, perché se la mia comunicazione da una parte è dire una cosa e dall'altra parte sono colpevole della cosa per cui vengo premiato, non è molto logico. Quindi un certo riallineamento con i comitati locali va fatto, perché altrimenti io faccio difficoltà a comunicare ai cittadini delle imposizioni che gli do con le restrizioni al traffico, e poi mi viene detto ma tanto inquinate. Sì, ma allora scusa, mia mamma alza la mano, no, è ora 70, quindi non alza la mano, ma mi dice scusa, allora cosa ci fermiamo con le auto? Bisogna anche capire che gli sforzi stanno portando a quei risultati.
nostri, ma dei cittadini fondamentalmente, e quindi ogni tanto anche, non dico dire bravi, non succederà mai, però non scemi, sarebbe bello dirlo. Ecco, questo lo dico, e lo dico proprio a nota polemica, perché altrimenti facciamo difficoltà noi a comunicare, quando invece l'allineamento con Lega Ambiente, Veneto e Nazionale è assolutamente, perché poi seguiamo le strategie di IDEA, di comunità energetiche, seguiamo tutte quelle strategie. Allora però non può essere criticato localmente, perché facciamo quello che ci viene chiesto di fare. Ci vogliono dei tempi, l'aria non ha confine territoriale, lo sappiamo, è facile farlo magari col trasporto solidi, col trasporto liquidi, con l'acqua è già un po' più complesso, però ecco, le direzioni le abbiamo. Noi una cosa che diciamo sempre è: guardiamo avanti, perché l'ambiente non ha il tempo dei 5 anni amministrativi, ed è un problema, perché altrimenti non avrebbe risultati. Gli assessori all'ambiente sono sempre più sfortunati, sempre dalla parte infatti vedo che annuisce la collega, di quello che sembra che sia lui a inquinare, ma non è così, ecco, i dati questo lo dimostrano. Quindi io ringrazio veramente tutti, e ci sono domande. Secondo me, se Luigi vuole rispondere rispetto a quest'ultima nota critica, ci siamo già sentiti, siamo già sentiti telefonicamente, ma andrei avanti, poi alla fine insomma, facciamo un po' di valutazione insieme e poi magari un altro giro. Era per capire se volevate il botta e risposta. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Molto interessante anche questo. Chiederei a Dina Merlo del Comune di Rovigo se ci racconta un po' come va. In Polesine, trivelle a parte, ma non bisogna dirlo. Allora, io partirei un po' dalle sollecitazioni di oggi, e quindi da un quadro generale. Sicuramente abbiamo avuto dei miglioramenti significativi che abbiamo visto, e che io ricordo anche sistematicamente quando faccio le ordinanze. Ricordo, guardate, che i dati non sono quelli di 10, 20, 15 anni fa. Però abbiamo anche visto che i tempi vanno avanti e ci stanno incalzando già con dei nuovi adeguamenti di normativa. Quindi con le problematiche che abbiamo nel nostro territorio, di cui pur spero si terrà conto e saranno motivo magari di deroga o di dilazione, però è altrettanto vero che ci troveremo di fronte fra non molto a dati completamente diversi che ci riporteranno indietro. Allora, quello che credo sia chiaro ormai è che bisogna rendere più cogenti determinati divieti e agire in maniera molto più diciamo, importante rispetto a certi obiettivi. E rispetto a questo credo che ci sia, almeno questo lo dico da assessore comunale, abbiamo bisogno rispetto a questo di un quadro normativo più che ci sostenga maggiormente. L'abbiamo detto ancora, ce lo siamo detti ancora, però sicuramente dal punto di vista del problema delle stufe, dal punto di vista quindi delle normative di carattere regionale o nazionale che vanno a incidere su quello che è il livello di controlli e di divieti che riguardano l'inquinamento delle stufe, ma anche il problema dell'agricoltura. E qui rientro un po' anche nel mio territorio. Ci sono delle opportunità che si potranno aprire, ad esempio con il piano di sviluppo rurale o con iniziative anche di finanziamento cospicui. Però se l'azienda non vede che in prospettiva avrà un divieto preciso, probabilmente non aderisce, soprattutto se ha la necessità di fare un cofinanziamento. Banalmente una delle misure che io vedo più essenziale è la copertura delle vasche dei liquami zootecnici, che rispetto alla problematica dei particolati secondari sono fondamentali. Ora, se non facciamo una diciamo così, pressione rispetto a questa misura e non offriamo anche alle aziende l'opportunità di avere dei finanziamenti, perché evidentemente sono anche interventi costosi,
non riusciamo ad avere, almeno nel medio termine, una misura che è fondamentale. E qui entro nel mio territorio, che è un territorio particolare, molto diciamo toccato dai problemi di inquinamento da PM10, un po' meno dagli ossidi di azoto. Noi abbiamo adottato una serie di misure integrate che vanno a toccare diverse problematiche. Allora, a parte l'adesione chiaramente a tutte le ordinanze che la Regione ha previsto, ma anche le domeniche ecologiche le abbiamo trasformate in un momento di sensibilizzazione rispetto alle problematiche della mobilità sostenibile, ad iniziative varie di carattere ambientale che vanno proprio a focalizzare i problemi sui quali i cittadini vanno anche formati. Stiamo adottando un biciplan piuttosto esteso su tutto il territorio, quindi un ampliamento delle piste ciclabili e stiamo adottando un piano di spostamenti casa-lavoro che vada a individuare degli obiettivi specifici anche per un trasporto pubblico locale più efficiente e più vicino alle problematiche specifiche del territorio. Il nostro è un territorio particolare, però ci sono delle realtà industriali, collegamento con le frazioni, dove un trasporto pubblico locale più mirato potrebbe avere dei risultati. Ampliamento delle ZTL. C'è un piano di acquisto, già finanziato, di acquisto di mezzi elettrici per la fornitura del trasporto pubblico locale, comunale, e nei tavoli, ecco qui mi collego a quello che diceva Alessandro prima, nei tavoli di valutazione di impatto ambientale è da qualche tempo che io ho introdotto la cultura del particolato secondario, perché questo è qualcosa che non sfora, diciamo, non entra nella mentalità delle persone se non viene spiegata. Quindi in tutte le autorizzazioni ambientali si va a tener conto non solo del particolato primario ma anche di quello secondario. Un piano di efficientamento energetico che va anche in funzione delle energie rinnovabili, quindi in questo senso si va a rispondere a un doppio obiettivo, quello energetico ma anche quello sicuramente ambientale. E infine abbiamo una revisione del PAESC, del Piano per l'Energia Sostenibile e il Clima, che viene fatta in coordinamento con il piano degli interventi e quindi con una serie di regole anche che entrano dal punto di vista edilizio e nel piano degli interventi, e con il master plan del verde, quindi con una riqualificazione complessiva del territorio. Ecco, credo che ci sia molto lavoro da fare, ma ringrazio Legambiente e la Regione perché ci ha dato l'opportunità di confrontarci e di portare avanti questo dibattito che fra di noi non è mai interrotto. Grazie. Grazie a lei. Chiederei a Massimiliano De Martino adesso del Comune di Venezia, gioco in casa, e forse dirà più dell'altro assessore che anche questo è un territorio particolare. Tanto grazie dell'invito, non gioco in casa perché qua siamo in sede nella casa della Regione, quindi siamo tutti di casa, ecco, quindi benvenuto a tutti comunque a Venezia. Ma ringrazio Legambiente perché comunque la Regione per questo incontro, perché comunque non è solo occasione per esprimere ma è anche occasione per capire ciò che sta succedendo in altri territori e anche su altri ambiti. Prima di dire due cose per quanto riguarda la città di Venezia, mi permetto solo di fare un appunto di quello che ho compreso questa mattina. Siamo in una situazione abbastanza difficile per poter rientrare nei parametri del PM10 e PM2,5 in una situazione ordinaria come è oggi, così com'è. Stiamo cercando di affrontare una proposta che arriva dall'Europa di dimezzare questi parametri e non ho ancora capito come, solo di impegnarci ad abbassarli. Quindi se è difficile mantenere questo impegno oggi col 10,5 e con il 10 e il 2,5 di oggi, non ho capito quali sono gli strumenti per non inciampare nuovamente in un'infrazione europea. È pericolosa questa decisione da prendere, non sto dicendo che è sbagliata.
aderire a un progetto e non conoscere gli strumenti, secondo me, ci mette dal punto di vista della nostra benevolenza tutti nello stesso piano, ma dal punto di vista dell'operatività incapaci di intervenire. E dico anche perché questo, perché ce lo dice l'Europa. Ma guardate che noi non stiamo parlando lo stesso linguaggio delle altre nazioni dell'Europa. Se è vero che i nostri prossimi interlocutori sono gli spagnoli e gli svedesi, gli spagnoli producono il 20,4% della produzione energetica con nucleare. Gli svedesi avevano 12 reattori, ne hanno in funzione 6, producono il 40% del loro fabbisogno nazionale. Noi ne importiamo il 5% dall'Europa del nostro fabbisogno energetico perché non vogliamo il nucleare, cioè siamo falsamente etici. Allora la prima decisione da prendere, le regole di ingaggio nel dialogo. Noi non siamo alla pari dell'Europa, i nostri pari sono il Portogallo, sono l'Irlanda, sono la Danimarca, ma tutte le altre nazioni, e sciolino tutte perché non è Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Finlandia, Romania, Ucraina, Russia e Lituania vanno a nucleare. Quindi decarbonizzare per queste nazioni vuol dire sto facendo quello che faccio da 40 anni. Chi non lo sta facendo da 40 anni adesso deve dire cosa fa, vi abbassiamo i parametri, e noi sì, abbassateci i parametri. Io non vedo una condizione nel dialogo alla pari. Dico questo perché sono preoccupato, perché anch'io ritengo che l'obiettivo aria pulita, perché diventa un obiettivo, non è ancora aria pulita, deve rimanere un cardine, ma una formazione tecnica, se non mi dà gli strumenti, scrivo poesie. Nella poesia continuano ad alzarsi i dati sanitari sulle malattie dell'apparato respiratorio e tutto quello che ne consegue. Quindi di questo siamo fortemente preoccupati. E vi dico anche il perché. Ci impegniamo, Assessore Bottacino, dico perché lei è una forza importante, so il suo impegno su questi temi e quanto lei ci tenga anche personalmente. Ci stiamo impegnando quando nel 2021 il porto mercantile, non commerciale, quello che porta materie prime per la parte industriale, cioè parlo in questo caso di carbone, nel 2021 sono arrivate 9 navi. Il carbone non è solo un elemento che produce energia, ma serve nella lega per produrre i metalli e quindi viene usato nella siderurgia. Ad oggi, 31 ottobre 2022, sono arrivate 27 navi di carbone. E dite perché? Perché la centrale Palladio qui a Fusina produrrà energia non per i veneziani, e noi ci metteremo a misurare con ARPA probabilmente le polveri sottili, che Venezia è una città inquinata, ma dà energia probabilmente a un Triveneto o altre parti dell'Italia. Quindi queste cose bisogna decidere cosa fare, perché altrimenti non mettiamo insieme tutte le cose perché le cose possano accadere, possano succedere. E questo sono ancora preoccupato. PAES che lo stiamo redigendo, ma perché non diventi libro dei buoni intenti e che dice che non bisogna dire bla bla bla, il PAES che dice che la città di Venezia, non la città metropolitana di Venezia, per adeguarsi ai parametri ambientali ha bisogno di 4,5 miliardi di euro. 4,5 miliardi di euro che la città di Venezia, tutti dicono una città ricca che ha tante cose, ha un bilancio annuale di 700 milioni di euro per amministrare e gestirla. Il meeting è... Attentato, è un attentato. Quindi mi farebbe piacere nel PAES che non vengano solo rimandare ai privati cosa possono fare nella città per rendere la città più adatta dal punto di vista climatico, ma dire quanto serve misurarla anche economicamente perché questi progetti possano trovare attuazione. Cosa fa la città di Venezia? Nel 2015 avevamo 115 km di piste ciclabili, oggi ne abbiamo 170. Il nostro obiettivo, con percorsi già pianificati e finanziati, non ancora iniziati i cantieri, arrivare a 200 km nel 2026 per arrivare a 250 nel 2030. Abbiamo un bike sharing di 1000 biciclette, 400 monopattini. Abbiamo realizzato, dopo l'esperienza del tram, che è stata buona come idea, come intuito, ma pessima dal punto di vista gestionale e anche dal punto di vista economico, un progetto che parte con 90 milioni e chiude a 240, penso che non si sia svolato dalla tolleranza economica, quella consentita, ma soprattutto ha creato un grande problema all'interno della città. Ecco, abbiamo mantenuto la trazione elettrica dei nostri mezzi di trasporto, abbiamo fatto uno stress test con una linea nuova Pellestrina-Lido, dove abbiamo investito 27 milioni di euro per 30 autobus e 4
centrali di ricarica. Ha funzionato, tanto che adesso stiamo pensando di portare in tempi molto rapidi anche tutti i mezzi elettrici in città. Di questi già molti ne stanno girando con la scritta dietro 100% elettrico, ma soprattutto stiamo lavorando sull'ibrido e l'idrogeno. Abbiamo già deliberato l'acquisto di 2 autobus a idrogeno che verranno messi in funzione nel 2023. Abbiamo aperto quest'anno la prima distributore di idrogeno in via Orlanda in Italia, stazione fissa per la distribuzione appunto dell'idrogeno stesso, mezzi gommati. Speriamo che Eni faccia presto questa riconversione revamping a Porto Marghera per produrre idrogeno, quindi diventa un sistema nazionale e creare anche tutta l'infrastruttura per tutti i mezzi di trasporto. Ma l'obiettivo sulla città antica, il centro storico, le isole, è quello di arrivare al 2023 con circa 80 mezzi di trasporto nuovi di navigazione e far sì che la prima linea di trasporto pubblico in acqua sia il Canal Grande e verrà con mezzi a bassa emissione in atmosfera. Questo già grazie a progetti finanziati con la nostra municipalizzata AVM. Sulla parte verde ambientale, che compensazione più che altro, la città di Mestre, la città di Venezia, è una città, si dice, molto strana, però quando si parla di Venezia non bisogna sempre pensare all'Accademia Rialto e San Marco, perché sarebbe un limite di approccio alla conoscenza della città. Abbiamo circa un 55% che è in terraferma di suolo tradizionale come le altre città, un 40% circa è costituito da acqua della nostra laguna e l'altro 20-25% invece sono le isole che compongono la parte lagunare. Quindi quando parlo di 230 ettari di bosco è chiaro che non li posso far qui, è quello che noi abbiamo sono già realizzati in città. Ne abbiamo altri 115 in espansione, non raggiungeremo mai il numero di alberi per abitante come ci ha ricordato Legambiente nella sua classifica di Belluno, perché se misurassimo le gocce d'acqua saremmo come voi per un motivo diverso, però ci stiamo impegnando in egual misura. Ecco, chiudo solamente questo discorso, perché ho detto per me è utile anche capire, non solo esprimere, è stato, scusate perché l'ho fotografato, eccolo qui. Non vorrei che le azioni per far fronte alla riduzione del PM10 e del PM2,5 fossero solo azioni restrittive, cioè sono grosso non mangio, no, devo mangiare meglio, no? Devo fare dieta, devo fare movimento. Allora non vorrei che passasse questo concetto, perché per me non lo condivido proprio. Che nella nuova direttiva le disposizioni sono piani di azione a breve termine che possono includere sospensione momentanea di alcune attività, trasporti, industria, costruzioni, riscaldamento domestico e uso di prodotti. Io spero che proprio questa cosa non la debba più sentire in un contesto dove si trovano delle azioni per migliorare e non per togliere. Ricordo anche che le navi a Venezia nel periodo ottobre-aprile non pesano quelle commerciali, perché non ci sono, non arrivano. Grazie. Grazie a lei. Andrei un po' veloce perché altrimenti non ci stiamo. Tommaso Ferrari, Comune di Verona. Avevo il sospetto sulla capigliatura riccia e corvina come sindaco. Esatto. No, mi passate una battuta ogni tanto. Ci scegliamo sì. Tutti uguali. Così. No, tutti uguali no. Però... Di solito facciamo un cast. No. Piede meglio. Lui ha più fiato. Ma allora, intanto grazie per il bel momento anche di condivisione. Io ovviamente sono da 4 mesi in realtà in questo ruolo, sono assessore all'ambiente, transizione ecologica e mobilità e adesso anche di coordinamento dei lavori pubblici, quindi diciamo ovviamente abbiamo ereditato una situazione e però stiamo già mettendo in campo alcune azioni. Come premessa mi verrebbe da dire che un incontro così bisognerebbe farlo in tutti i comuni, perché secondo me ha molto senso anche che i cittadini capiscano il perché delle restrizioni che noi diamo, e credo che ci debba essere una corresponsabilità anche di fatto tra diciamo organi istituzionali, quindi regioni e comuni, nel dire perché stiamo facendo questa cosa. Perché la mia impressione che ho avuto io diciamo
nel prima diciamo, ordinanza sulle restrizioni diciamo così, classiche Euro 4, Euro 5, è che poi il cittadino sia estremamente disorientato nel non capire, uno, perché la facciamo, due, chi la fa il comune, la fa il sindaco, è regionale, non è regionale, da cosa deriva, c'è l'infrazione. Io credo molto nel diciamo, coinvolgimento, quantomeno da un punto di vista comunicativo del cittadino, e credo che sia un valore anche per tenere la comunità coesa e secondo me noi dobbiamo impegnarci nell'essere più trasparenti nella comunicazione, nel senso di spiegare esattamente perché, senza aver paura di forse anche incorrere in chiaramente alcuni malintesi. Questo lo dico come metodo, nel senso che è un metodo in cui credo molto e che sul tema dell'aria secondo me va fatto un lavoro congiunto regione e comune, perché sappiamo appunto che è un piano regionale. Questo perché da una parte reputo che si parli poco in realtà si parli poco, se ne parli, ma forse si sensibilizzi anche poco su anche le ricadute che ha la qualità dell'aria sulla vita delle persone, nel senso che ha degli impatti anche a livello proprio sanitario molto elevato. E quindi da una parte una sensibilità, dall'altra parte una disclosure dei dati anche per far capire del perché determinate ordinanze vengono promulgate, credo che sia necessario. Questo è un invito che faccio, non so se sono l'unico a pensarlo, ma magari mi confronto anche con i colleghi e le colleghe. Sono anche d'accordo sul fatto che se noi vediamo, io credo che solo sensibilizzando sul vero tema sanitario che noi dobbiamo affrontare, che chiaramente è un tema delicato perché non si scontra, ma dobbiamo coniugarlo col tema dello sviluppo economico, la coesione sociale, insomma sappiamo di essere un territorio fortunatamente vocato allo sviluppo economico e all'occupazione, però serve anche dare delle risposte e quindi l'alternativa. Allora, parlo di Verona, abbiamo visto in maniera molto interessante dove lo stock diciamo, di PM2.5, PM10 è sul tema della mobilità oltre che il riscaldamento residenziale. Allora dico, sul tema della mobilità come faccio a ridurre anche gli NOx, tra l'altro che sono precursori, quindi eccetera. Da una parte certamente faccio ciclabili, incentivi, dall'altra parte faccio trasporto pubblico. È chiaro ed evidente però, e questo lo dico non come critica ma come riflessione generale, se ho gli stessi chilometri pagati allo stesso prezzo da 15 anni e il carburante mi schizza, io o sostanzialmente riduco il servizio o riduco il servizio perché non ho altre alternative. Quindi una riflessione comune, ripeto, non di critica ma comune a livello di territorio e a livello di regione su come anche studiare tutti insieme che alternative dare anche in termini di comunicazione su queste restrizioni, secondo me ci rafforza tutti, perché poi non è un problema di Verona singolo, dell'assessore singolo, è un tema di territorio regionale che, come abbiamo visto bene, ha un'orografia talmente, di fatto di un certo tipo che non ci permette oppure ci fa partire da una situazione, come dire, complessa. Chiudo dicendo, quindi queste erano due osservazioni che mi permetto di fare, sul tema di cosa pensiamo di fare a Verona. Sicuramente noi adesso partiremo con questo piano di transizione ecologica che vuole essere un po' un piano ombrello su tutte le attività del Comune di Verona, quindi sia sul tema economia circolare, quindi rifiuti, sia sul tema della forestazione urbana, che è anche un altro tema interessante di mitigazione o comunque di compensazione, chiamiamo così, dell'emissiva. Stiamo portando avanti un piano di transizione energetica, nel senso con l'idea di portare il patrimonio edilizio pubblico comunale al 2030 a essere a emissioni nette zero, questo sia con fotovoltaico, pompa di calore, e poi c'è tutto un tema anche di produzione di biometano. Noi abbiamo AGSM IM, che è una municipalizzata multi-utility partecipata al 60%, sta facendo interventi sul biometano. Io credo che sia interessante creare filiere dove ovviamente anche i mezzi e gli autobus, così come i mezzi di raccolta rifiuti, possono approvvigionarsi, così da fare filiere corte e quindi abbassare la parte emissiva. E ereditiamo
84esimo posto nel report di Legambiente di ecosistema urbano, per cui io sono un ottimista di natura, vedendo il bicchiere mezzo pieno dico, insomma, speriamo di non regredire, ma insomma, abbiamo abbastanza spazio per alzarci. E grazie. Grazie a lei, peraltro è curioso perché voi... No, prego, stavo commentando per accompagnarla al posto. Fra le best practice che sono state citate, Verona ha quella di un'altissima prestazione sul trasporto pubblico locale, poi però ha il problema di una grossa fetta di inquinamento legato al trasporto rispetto ad altre città, per cui è chiaro che non sono temi semplici, men che meno lineari, è evidente questo. Dulcis in fundo, Simona Siotto del Comune di Vicenza, che sta invece facendo un lavoro diverso, probabilmente, se capisco bene dagli altri, di mappatura dei siti da rivedere per quanto riguarda le combustioni, ma anche per quanto riguarda l'agricoltura, che è un tema che è spuntato a più riprese durante questa mattinata. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Prima magari di dire che cosa fa Vicenza, volevo fare un'annotazione, che è la cosa che mi è piaciuta di più dell'intervento di oggi, cioè partire dalle politiche europee per passare a quelle nazionali, quelle regionali e poi finire a noi. Io dico sempre che l'assessore all'ambiente è pacificamente odiato. È odiato da chi l'ha votato perché poteva far di più, è odiato a chi sta dall'altra parte perché ovviamente non sta facendo niente. E questo è proprio il grosso problema dell'ambiente, che funziona se funziona tutto il meccanismo. Se l'assessore all'ambiente è lasciato da solo, è chiaro che l'ambiente non funziona, ma in realtà è una consapevolezza che abbiamo da pochi anni e oggi ne è la prova, perché l'assessorato all'ambiente era sempre, almeno nel mio caso, è in fondo a un corridoio, dopo l'urbanistica o dopo l'edilizia privata ci sono pure le porte antifuoco, poi c'è l'ambiente. Ma non è solo una questione logistica, era proprio una questione mentale. È da qualche anno che ci siamo resi conto che l'ambiente funziona se funziona l'edilizia, se funziona l'urbanistica, se funziona la mobilità, se funziona anche la cultura. Io sono assessore alla cultura, quindi se i musei ci pensano alle emissioni che producono, ci pensano alle luci accese, ci pensano alle porte chiuse. E questa è la trasversalità oggi emersa, è un punto di arrivo nei nostri ragionamenti sui quali non possiamo assolutamente arretrare. L'altra cosa, e lo dico un po' come provocazione, è che io preferirei essere in Europa che fare l'assessore all'ambiente di una città, comune, capoluogo, nella zona, peggiore, perché quando ho sentito dire che se anche ce la mettiamo tutta, insomma, comunque non raggiungiamo gli obiettivi, avrei voluto un po' disarmarmi, ma io sono, come Verona, un ottimista per fiducia. Allora, cosa fa Vicenza? Vicenza, insomma... poi faccio anche una battuta a Legambiente, perché Legambiente chiede a noi, anch'io chiedo però qualcosa a Legambiente e lo chiedo con il sorriso come sempre. Abbiamo cercato di fare un po' a tutto tondo, quindi abbiamo investito sui boschi urbani, abbiamo ereditato una situazione di piste ciclabili terrificante, abbiamo investito sulle piste ciclabili, abbiamo fatto il bike sharing che funziona, salvo la questione del senso civico, lì dovremmo allevare i bambini con senso civico, forse insomma dovrebbe far parte delle lezioni. Secondo me l'ambiente deve diventare materia di istituzione già alla primaria, perché se no non ne diamo fuori, soprattutto coi genitori. Abbiamo investito sulle comunità energetiche, quello è un tema al quale io credo moltissimo, abbiamo con molta fatica, lì c'è la mia posizione organizzativa, abbiamo lanciato una delibera che prevede un bando sulle comunità energetiche, quindi pubblico e privato, perché ci crediamo moltissimo. Le giornate ecologiche da 2 sono diventate a 9 con grandissima fatica e tra l'altro sono sempre, come credo abbia detto Rovigo, a sensibilizzazione ambientale, quindi ci abbiamo dato un tema, perché altrimenti le giornate ecologiche sono una scusa per bloccare il traffico, ma in realtà poi si fa tutto fuorché parlare di ambiente. Abbiamo sperimentato, e quello devo dire lo vedo tra le proposte di Legambiente, effettivamente funziona la gratuità del trasporto pubblico nei momenti in cui, l'arancione e il rosso arrivino. Però una nota la devo fare, l'arancione e il rosso Vicenza, gennaio e febbraio è un'agonia, cioè noi proprio... giorno sì, giorno no, abbiamo investito sull'agricoltura, poi lo dico effettivamente, però noi abbiamo già avuto un arancione il 17 di ottobre
E per noi è stato drammatico, perché è l'esempio che la situazione orografica dei nostri territori la fa veramente da padrone. Avere un arancione a ottobre, che non era mai capitato nella situazione di Vicenza, con i riscaldamenti chiusi, tra l'altro noi abbiamo prorogato 2 volte l'anno termico, come credo in tantissimi di noi, in un momento ovviamente in cui non è piovuto e continuiamo a essere in una gravissima situazione di emergenza idrica, e sappiamo quanto questo a sua volta impatti sui livelli di PM10, di PM2.5, obiettivamente ci ha fatto capire che arriverà la tempesta perfetta quest'anno, perché benissimo investire sulle stufe, assolutamente, ma attenzione che quest'anno sarà l'anno delle stufe, anche quelle non a norma, che nei nostri territori tra l'altro sono anche di cultura. Allora io a Legambiente chiedo, non sparate sugli assessori all'ambiente come ogni tanto capita. Ecco, noi li ascoltiamo tutti gli inviti, credo che tendenzialmente al di là dei colori politici gli assessori all'ambiente credano nelle mission che tentano di portare avanti, a volte però ci sentiamo un po' in difficoltà, e allora chiudo con l'agricoltura. Sull'agricoltura non è delega mia, perché io ho ambiente e cultura, mentre l'agricoltura da noi è legata al verde pubblico, insomma, poi ogni comune fa le sue anche scelte amministrative. È stato approvato un regolamento anche su questo, che tra l'altro va nella direzione della legge regionale e raccoglie tutte le indicazioni regionali, vieta la combustione e intensifica tutti i controlli, che tra l'altro è uno dei grossi temi, perché anche sui rilevamenti di temperature abbiamo veramente le armi spuntate. Però io con Luigi ad esempio mi sono scontrata sulle fonti di emissioni. Ecco, va benissimo colpire le auto, nulla da dire, però ricordiamocele le altre fonti di emissioni, e ricordiamocele sempre, non solo in queste sedi, perché poi noi cittadini, cioè i nostri cittadini, vedono soprattutto le ordinanze che stoppano le auto. Quindi su questo tema, sul quale un po' tutti abbiamo detto abbiamo bisogno del supporto anche della comunicazione, abbiamo bisogno del supporto collettivo, perché le statistiche, i report, le analisi sono importanti, ma vanno riportate sempre tutte. Quindi sull'agricoltura noi l'abbiamo fatto, ma poi mi sento dire che l'agricoltura, insomma, è un tema di serie B. Non è vero, perché i report lo dicono ed è un tema importante come tutti gli altri. Grazie. Grazie a lei, mi è sembrata anche un'ottima sintesi, e dagli interventi tutti e 7 direi che forse veramente, Assessore, è il caso di pensare a delle risorse per la comunicazione, per una nuova fase di comunicazione ai cittadini, perché è una delle esigenze che hanno citato un po' tutti. Non so se partiamo con Luigi, che è stato tirato in ballo da più di uno, sì, però mi pare bene questa cosa faccio una critica. Intanto chiariamo che la Legambiente è un'associazione pacifista e quindi non spara, quindi prima di tutto questo non lo facciamo. Neanche a salve. Quelli che sparano sono altri e fanno altre cose. Sicuramente poniamo l'attenzione agli elementi che stanno a cuore agli aderenti all'associazione, che è il tema della qualità dell'aria, il tema della qualità della vita, il tema della salute dei cittadini e dell'ecosistema, perché poi non ci siamo solo noi e c'è, diciamo, tutto l'ecosistema naturale, che è il motivo per cui mi sembra corretto il ragionamento: se reggono gli altri settori regge anche l'ambiente, no? Perché se invece infrastrutturiamo e costruiamo strade, occupiamo il suolo, se non efficientiamo gli impianti di riscaldamento, se l'avete già detto voi, l'ha detto bene l'assessore Siotto, no, l'ambiente non può essere legato in fondo a un corridoio. Però questo è un aspetto culturale, insomma, ecco, su cui penso, lo diceva Zampetti prima, c'è bisogno anche di grandi investimenti da parte della Regione e dei comuni per la comunicazione verso il cittadino, non per nascondere le cose che non vanno bene. Ecco, noi abbiamo l'abitudine di cercare di non dire le cose che non vanno bene, no? O vergognarci se l'aria è inquinata. Lo dico agli assessori, perché poi giustamente sono quelli che sono nel territorio, che vengono presi poche volte
vengono applauditi e tante volte vengono presi come bersagli per imputare responsabilità. Allora non vergogniamoci del fatto che la qualità dell'aria, lo abbiamo capito, ha bisogno di un'azione complessa, coordinata e multilivello per intervenire. E raccontiamo ai cittadini tutte le opportunità che possono avere, perché spesso non le conoscono, come non conoscono gli incentivi, diciamo, che fa la Regione, non conoscono le ragioni di un'ordinanza, non comprendono perché devono fermarsi con l'automobile piuttosto che accendere un'ora dopo il riscaldamento, ottenere un grado più basso. Devo dire che se raggiungiamo degli obiettivi però, quindi se il trend di miglioramento complessivo, l'abbiamo visto stamattina, ci porta ad avere una qualità dell'aria che comunque costantemente, seppur lentamente, migliora, certo è dovuto alla tecnologia, certo è dovuto alle ordinanze, certo è dovuto ai cittadini responsabili, la fetta dei cittadini che è molto importante, che le rispetta queste ordinanze, che ci crede, le rispetta e le mette in pratica. Non dimentichiamocene, perché vale... Faccio un parallelismo con i rifiuti, ecco, siamo bravi a gestirli, a organizzare la raccolta, e quindi la Regione è brava a coordinare, ma sono bravi i cittadini a farla questa raccolta differenziata, dove gli è consentito e dove viene organizzata bene. Quindi ricordiamoci che il ruolo centrale del cittadino è quello che vuole essere rispettato, perché lui applica, si sente responsabile, poi ci sono le pecore nere, come ci sono purtroppo dappertutto, che magari l'ordinanza non la vogliono applicare o che utilizzano, diciamo, i buchi e le difficoltà per fare gli odiatori. Ecco, quindi ecco, questo è bene ricordarselo, che gli haters, gli odiatori dei social, che spesso sono solo e sempre tutti lì e poche volte sono invece nella realtà concreta, quindi per la strada, sono diciamo, soggetti che esistono e con cui bisogna instaurare una dialettica. Lo dico alla Lega Ambiente, lo dico agli amministratori, e penso che in questo senso, se non abbiamo tutti insieme paura di sapere in che condizioni siamo e di voler sviluppare delle politiche, ognuno per la sua parte, per raggiungere l'obiettivo, il target aria pulita, penso che sia il modo migliore per dare risposte anche a chi nei territori cerca sempre di segnare, diciamo, segnalare le negatività e mai le positività. Direi anche che dovrebbe essere per scontato che, insomma, un cittadino si aspetta da un amministratore il meglio, e quindi gli interventi, no, e quindi che faccia gli interventi è una cosa che, su cui, ecco, non sempre dobbiamo battere le mani, ma è una cosa che ci aspettiamo venga fatta nel rispetto appunto degli obiettivi. Poi vado rapidamente, che non voglio rubare troppo tempo, però mi concentro su alcuni aspetti. Dobbiamo saper spiegare bene anche come si utilizzano i mezzi o, diciamo, nel caso delle stufe, delle caldaie, diciamo, le infrastrutture per produrre energia, perché anche questo aspetto manca molto. Per farlo però non possiamo solo accompagnare, dobbiamo anche inserire degli obblighi. È vero che l'ordinanza spesso è un obbligo per il cittadino, per chiunque la debba osservare è qualcosa che manca, qualcosa che non posso fare. Se riuscissimo a affiancare questo non posso fare con degli obblighi, ad esempio noi chiediamo da tempo, che lo chiediamo allo Stato, al Governo, lo chiediamo alla Regione, che le stufe a bassa efficienza, quelle che non hanno standard di qualità adeguato, come è successo per le caldaie a gas, vengano messe fuori commercio e quindi non sia più possibile acquistarle. Già questo porterebbe il cittadino a dover osservare l'ordinanza, non solo perché è un bravo cittadino e quindi si informa, va sul sito e trova tutti gli incentivi per cambiare la caldaia. Lo sottolineo perché quello che ha fatto il Comune di Treviso secondo me è molto importante, perché è il ruolo proprio dell'amministratore vicino al cittadino, che dà le risorse per migliorare il proprio ambito, quindi si occupa della vicinanza al cittadino, e sapere che quasi gratis posso sostituire una caldaia non efficiente, sommando gli incentivi dei vari appunto, amministratori, regione, comune, e se c'è anche l'incentivo statale, è una cosa che uno deve conoscerla, saperla e comunque crederci, perché se la caldaia ce l'ha e se la stufa ce l'ha e funziona e nessuno gli dice che funziona male e inquina tanto, probabilmente, viste le condizioni anche emergenziali in cui viviamo per altri versi, che abbiamo già capito non essere solo quelli dell'aria, la qualità dell'aria, ma sono quelli dell'energia, sono quelli del costo delle materie prime e tante questioni legate
diciamo, altre che vanno a toccare le tasche poi nostre dei cittadini, forse comunque facciamo qualcosa di buono e lo mettiamo sulla giusta strada al cittadino, ci mettiamo sulla giusta strada anche purtroppo con delle privazioni, e anche su queste credo non dovremo avere paura di dire al cittadino che delle privazioni devono essere fatte, soprattutto quelle in emergenza. Noi lo ribadiamo nelle nostre richieste, ci sono alcune privazioni, o diciamo la privazione dell'auto nell'emergenza, che possono essere accompagnate da dei vantaggi, ad esempio la gratuità del trasporto pubblico. Di nuovo nell'emergenza, di nuovo l'assessore Siotto ha misurato, diciamo, nel territorio che è una cosa che può portare un vantaggio, così come l'obbligatorietà, passatemi il termine, obbligatorietà dello smart working per l'ente pubblico, sempre in allarme, quindi per ridurre la mobilità nel territorio, piuttosto che altre iniziative in questo senso a supporto. Ed è vero che poi ci sono tanti altri elementi che non sono di contorno ma sono essenziali per migliorare la qualità dell'aria, e a noi fa molto piacere vedere che gli amministratori lavorano su questi fronti. Qui non li abbiamo inseriti, ma sono stati citati, ad esempio il fronte dell'efficientamento energetico. Non abbiamo parlato strettamente in questa raccolta dati oggi di questo, ma puntare sulla produzione di energie rinnovabili per sostituire le produzioni inquinanti fossili, puntare sulle comunità energetiche, che possono essere un elemento anche qui che sugli aspetti di consumo energetici vanno a avvicinarsi al cittadino e a ridurre i consumi di fonti fossili, così come gli interventi di forestazione urbana, che oggi abbiamo toccato meno. Abbiamo parlato di alberi, però in qualche modo, che sono anche quello un aspetto legato chiaramente a combattere in qualche modo la crisi climatica e quindi gli aspetti legati al clima, ma che servirà anche per ridurre, in qualche modo contribuire all'assorbimento della CO2 e degli inquinanti. Sono tanti impegni che gli amministratori mettono in campo e che è bene si continui a mettere in campo, aumentando quella che noi crediamo sia la dialettica tra gli enti pubblici e gli amministratori e i cittadini, che spesso sono, torno a dirlo, lo sottolineo, ma credo sia il nostro ruolo, sono molto spesso in prima linea perché colpiti dalle ordinanze, sono in prima linea perché le rispettano e quindi perché si impegnano per fare in modo che queste possano essere realizzate, e a loro e a noi dobbiamo sempre chiedere un'assunzione di responsabilità per ogni intervento che si va a fare. La responsabilità è condivisa e io penso che oggi sia uscito chiaramente da questa mattinata di dialogo tra gli assessori, ma anche nella fase iniziale, per cui abbiamo capito che o si interviene multilivello oppure difficilmente una singola azione, un singolo intervento potrà portare un beneficio. Mi fermerei qua per adesso, insomma. Sì, direi Martina, che siamo abbastanza nei tempi, però diamo giusto spazio all'assessore Bottacin, perché evidentemente il ruolo della Regione a livello di pianificazione mi pare si sia allargato nelle vostre richieste, nelle osservazioni che avete fatto, e credo sia inevitabile. Poi rimaniamo in attesa che si ripristinino le province, magari vi aiutano, ma al momento le province com'erano. Che tipo di ruolo può avere la Regione adesso che è in fase anche di aggiornamento e riaggiornamento del piano dell'aria? Intanto grazie, buongiorno a tutti. L'assessore all'ambiente è il più odiato, se poi alla delega anche la protezione civile, il dissesto idrogeologico e il clima con i cambiamenti climatici è proprio un disastro, ed è il motivo per cui non avevo chiesto queste deleghe 7 anni fa, anche alla luce del fatto che le ho prese qualche mese dopo lo scandalo del Mose, quindi non erano propriamente molto invitanti mettendo tutto insieme. Ho sentito vari interventi, è stato sottolineato questo aspetto, parto da qua perché a volte appunto l'assessore all'ambiente è preso di mira ed è politicamente attaccato dai due fronti opposti, no? Qualcuno direbbe: se sei attaccato da due fronti opposti vuol dire che tutto sommato non stai facendo così male. Ma abbiamo anche un altro fronte, perché non l'ho sentito, non so se è stato detto prima, abbiamo anche l'aspetto dei tribunali, perché noi rispondiamo dal punto di vista penale, civile e erariale. Faccio un esempio banale che riguarda sempre l'aspetto ambientale, no? Io posso fare un intervento, mi ricollego a quello che ha detto l'assessore Manera sugli attacchi territoriali ai comitati,
un bacino di laminazione per salvaguardare vite umane, lo posso fare in varie maniere. Lo posso fare scavando un buco, punto, costa poco. Lo posso fare, ieri c'era un articolo sul bacino di Trissino, sull'osi naturalistica che costa. Si può fare in varia maniera. Allora io cosa faccio? Mi oriento sugli aspetti ambientali, faccio l'intervento il meno impattante possibile, spendo più soldi, domani arriva la Corte dei Conti e mi dice perché hai speso più soldi? Cioè noi siamo sottoposti anche a questo aspetto, che non è banale. Tutti i santi giorni. Allora, lo dico oggi perché siamo in un contesto sociale particolarmente delicato, perché nel momento in cui abbiamo i costi energetici che sono schizzati alle stelle, i cittadini non hanno più soldi per pagare le bollette, le aziende energivore chiudono e tengono ferma la produzione e mandano in cassa integrazione i dipendenti perché gli conviene ovviamente non produrre, ottenendo il fatto che lo Stato incassa meno tasse e deve pagare anche la cassa integrazione, in più c'è meno produzione che sia carta, che sia acciaio, che sia insomma i prodotti energivori sul mercato, quindi aumentano i prezzi, il tutto messo insieme mette in serie difficoltà le famiglie. Allora chi ha un bosco dietro casa dice ho capito che la legna è la prima causa, al di là del fatto che non è detto che lo abbia capito, però io dico c'ho il caminetto, taglio la legna, non ho alternative, per cui noi dobbiamo confrontarci anche con questi aspetti molto, come dire, pratici e apparentemente banali, ma è stato detto prima, siamo in un contesto molto particolare perché quello del bacino padano è un contesto unico in Europa, dove abbiamo una situazione meteo-climatica particolare, un'antropizzazione rilevantissima, molte industrie, uno scarsissimo ricambio d'aria. Quindi, come è stato detto, anche spegnendo tutto rischiamo di avere un valore di fondo, tant'è che sui dati che avete visto prima del PM10, perché uno potrebbe dire vabbè, ma allora cosa fate? Vi rassegnate e non fate nulla? No, tanto è vero che qualcuno l'ha detto prima, no? 10-15 anni fa i titoli di giornale era allarme inquinamento, oggi sono ancora allarme inquinamento, no? Io avevo portato una volta in una conferenza stampa i titoli dei giornali del 2002, oltre 200 sforamenti, questi erano i dati nel 2002. Oggi non siamo a oltre 200 sforamenti, siamo molto meno su dati che viaggiano 50-70 sforamenti, che sono ancora superiori rispetto a quello che ci impone l'Europa con l'attuale normativa, non con quella nuova che stanno elaborando, no? Questo per quanto riguarda gli sforamenti, invece per il valor medio siamo ampiamente sotto, siamo rientrati già da tempo, quindi vuol dire che non siamo all'anno zero, abbiamo fatto tutta una serie di cose che ci hanno portato a questo, ma i grafici evidenziavano un percorso asintotico. E quando il percorso è asintotico vuol dire che tu, se stai facendo sempre gli stessi sforzi e il miglioramento è sempre minore, vuol dire che sei arrivato a un livello in cui non ce la fai più. Non sta a me dire perché, ma autorevoli università hanno evidenziato questo aspetto dicendo che comunque, come dicevo prima, anche spegnendo la pianura padana, il mio collega della Lombardia qui a Venezia un anno fa ha detto deportando tutti i cittadini della pianura padana comunque il risultato non si ottiene. Con la normativa attuale si fa fatica, con quella nuova non si riesce. E questo è un tema che ci toglie sonno anche per i motivi che ho detto all'inizio, no? Perché non rispondiamo solo politicamente, rispondiamo anche su altri fronti, lo dico con tutto rispetto per chi ci attacca da una parte o dall'altra o che ci punzecchia da una parte o dall'altra, ma noi rispondiamo anche ai tribunali. Questo ci toglie sonno. Cosa abbiamo fatto per ottenere questi risultati? Beh, insomma, la Regione Veneto si è dotata di un piano di tutela e risanamento dell'aria ancora nel 2004, quindi non è una cosa nuova, sono quasi 20 anni. Quindi vuol dire che il famoso corridoio in fondo a sinistra ormai da qualche anno qui in Veneto si è un po' avvicinato al corridoio centrale. Funziona, sì, perché se i risultati ci sono vuol dire che funziona, vuol dire che la strada individuata è quella giusta. Siamo soddisfatti del risultato? Assolutamente no. Oltre al piano aria che prevede una settantina di misure, efficientamento energetico degli edifici, rottamazione auto, rottamazione stufe, ciclabili, insomma una settantina di misure anche sugli aspetti comunicativi. Anche quest'anno noi abbiamo stanziato come giunta una cifra rilevante, poi adesso io sono sicuro che le nostre strutture ci stanno lavorando e stanno arrivando alla soluzione definitiva sulla comunicazione, perché l'aspetto culturale è fondamentale, importante, e è stato citato questo aspetto da più interventi, e l'aspetto
culturale e il coinvolgimento diretto del cittadino deve portare questo tema, quello della qualità dell'aria, ad essere come è ormai digerito quello della raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata, no? Oggi è normale, come dire, non è vista come una rottura di scatole fare la raccolta differenziata, che comunque è un impegno per il cittadino, no? Però lo si fa, è normale, e anche le limitazioni, non dico le imposizioni, ma insomma le regole che vengono definite devono essere digerite al cittadino. Anche su questo aspetto io credo che sia importante, tanto è vero che abbiamo fatto inserire nella legge sull'educazione civica anche la materia ambientale, perché è nelle scuole che si può andare, anche utilizzando il brutto termine, insomma, anche attraverso la collaborazione delle associazioni ambientaliste come Legambiente, quindi crediamo che sia importante. Mi sono spostato un po' nell'ambito nazionale. Quindi il piano aria funziona, il nostro piano aria funziona, ed è un piano abbastanza complesso che viene declinato attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali. Perché? Perché ci sono i tavoli zonali, gli agglomerati, perché il Veneto è molto variegato, noi abbiamo tutto, noi siamo la regione più turistica d'Italia perché abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo le città d'arte, abbiamo la montagna, e questo si ripercuote anche sulla qualità dell'aria, no? Perché se all'Ozzo di Cadore il problema della qualità dell'aria probabilmente non c'è, da altre parti invece il problema c'è ed è pesante, quindi anche in questo caso è difficile noi abbiamo il coordinamento attraverso il CIS, Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, ma è difficile calare una normativa uguale per tutti, perché poi non verrebbe capita dal cittadino di Lozzo di Cadore, che gli si dice non puoi utilizzare la macchina, non puoi usare questo, non puoi, e dice ma come, scusa, se io non emetto nulla o comunque non creo il problema della qualità dell'aria, perché lo devo fare? Ecco perché credo che il segreto sia quello di farlo insieme alle amministrazioni comunali, garantendo il massimo supporto. Io ringrazio l'assessore Manera perché già da anni si era fatto carico di coordinare un po' delle linee guida, le chiamo, no? Sulle ordinanze dei comuni, in modo da rendere omogeneo almeno questo, ma già quando ci siamo confrontati al CIS, stabilisca la regione la data della domenica ecologica, e già lì era difficile, perché no, io ho la manifestazione quel giorno, io ho quell'altra, allora dico, fatelo a livello territoriale, ma fatelo, ok? Deve passare il concetto che va fatto, perché non perché è una limitazione, ma perché poi può diventare anche l'occasione, è stato detto, di parlare di ambiente e della qualità dell'aria. Quindi il coordinamento attraverso quello strumento che era poi previsto dal piano aria, che vogliamo mantenere nel nuovo e magari migliorarlo nel nuovo piano aria che stiamo elaborando, visto che l'ultimo aggiornamento risale al 2016, ma siamo intervenuti con una delibera nel 2021 a seguito della condanna europea, individuando ulteriori misure e ulteriori interventi, è fondamentale. Chiudo dicendo che noi ci siamo, ovviamente ci sono delle difficoltà, nel senso che ho visto che la Presidente Meloni ha creato il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, e credo che questo sia proprio di questi giorni, questo credo sia un aspetto importante, perché è stato detto da qualche assessore, io non ho questa delega, e che è lo stesso problema che ho io, perché si è parlato di agricoltura, è vero, no? L'agricoltura sembra che non faccia mai male a nessuno, e poi si va a vedere e si trova qualcosa, no? È come bruciare la legna, il cittadino dice ma l'hanno sempre bruciata, è 3000 anni che si brucia, oppure l'Europa che incentivava le biomasse legnose e le incentiva tuttora, ma io mi ricordo, e se lo ricorda anche l'assessore De Cunic, che era mio assessore quando eravamo in provincia, noi avevamo l'incentivo per gli impianti a biomasse legnose, dovevamo acquistare la caldaia per una scuola superiore, e io ho detto ma prima faremo l'efficientamento energetico, l'isolamento, no, ma quello non lo finanziano, quindi abbiamo preso la caldaia grossa a biomassa legnosa che era incentivata, sapendo che poi quando avremmo avuto i soldi per fare l'isolamento, una delle due caldaie avremmo dovuto spostarla da un'altra parte. L'abbiamo fatto in maniera efficace, pensando a dove metterla dopo, però capite che a volte ci muoviamo con normative che sono schizofreniche e arriviamo al tema europeo. Io sono il più preoccupato di tutti, ma anche i miei colleghi lo sono, perché quando abbiamo visto quella direttiva abbiamo chiesto fra l'altro immediatamente l'incontro al governo, perché noi già da anni che interloquiamo col governo, da quando c'è stata la condanna interloquiamo ancora di più, facciamo fatica a spiegare a livello europeo quali sono i limiti oggettivi
geografici, pur avendo supporti di autorevoli università che dimostrano che qui, per quanti sforzi tu possa fare, non riuscirai mai a raggiungere quel livello là in tempi così brevi, e quindi non è che diciamo no, non lo vogliamo fare, vi diciamo che state facendo delle regole che sappiamo già oggi che con questi termini non saremo in grado di rispettare, e poiché, come dicevo prima, noi ne rispondiamo anche da altri punti di vista, non solo per il fatto che l'Europa ti pone una sanzione a livello di paese, qualche preoccupazione ce l'abbiamo. Abbiamo chiesto subito l'incontro al governo al nuovo ministro, che adesso vediamo ce lo darà, però abbiamo avuto anche delle esperienze non tanto positive in passato, per quello che ho fatto riferimento al Comitato Interministeriale Transizione Ecologica, perché in passato anche nell'accordo del bacino padano del 2017 c'erano delle competenze dello Stato, alcune riguardavano il Ministero dell'Ambiente, alcune il Ministero dei Trasporti, alcuni altri ministeri, però gli altri ministeri non abbiamo visto risultati, e i ministri dell'ambiente si sono succeduti, ci hanno detto però noi non riusciamo a interloquire con i nostri colleghi, o comunque interloquiamo ma poi dopo non ne consegue il fatto concreto, e questo è un tema assolutamente importante. Poi dopo sulle normative possiamo discutere finché vogliamo, ma prima è stato citato per esempio l'aspetto relativo alle stufe, no? All'eliminazione delle stufe che sono a bassa efficienza, però anche lì noi siamo stati i primi in Italia a dotarci degli asterischi, no? Però poi dopo noi non possiamo superare gli aspetti nazionali, no? Ricordo a tutti che la tutela dell'ambiente è una competenza legislativa statale, e su questo io ho avuto diverse norme che sono state impugnate e la Corte Costituzionale ha dato ragione allo Stato, quindi anche qui ci muoviamo in un ambito che è complicato. Avere l'autonomia su queste cose non vuol dire avere i soldi, vuol dire avere anche la potestà legislativa per poter fare determinate cose calandole sulla realtà del proprio territorio, cosa che in questo momento non abbiamo. La norma sulle barche, pensavo che De Martino lo dicesse, no? La norma sulle barche riguarda solo alcune tipologie di barche, ma non tutte, quelle commerciali no, e quindi no, come disse un procuratore di Vicenza in passato su un aspetto che riguardava l'acqua, no limite, no reato, e quindi se non c'è la norma, ma noi non possiamo intervenire con la norma. Abbiamo interloquito con difficoltà col Ministero dei Trasporti, perché le ibride, cosa vuol dire ibride? Adesso c'è un limite che comunque per me è troppo basso, lo dico da ingegnere, però all'inizio bastava un piccolissimo recupero dell'energia e l'auto era ibrida, era lo stesso diesel di prima, che poi lo stanno facendo tutti. Oggi ci sono una marea di automobili che hanno preso il diesel classico, quello che c'era prima, gli hanno messo un piccolo motore elettrico che recupera una piccola parte dell'energia, che riesce a dare solo uno spunto in più, però è classificato ibrido, quindi può circolare tranquillamente senza problemi, a parte che gli Euro 6 possono circolare lo stesso, ma andando avanti, se l'obiettivo è quello di eliminare la produzione dei motori di combustione interna, dalla quale io dissento totalmente, ma lo dico sempre da ingegnere, non perché voglio inquinare, non perché voglio diesel dappertutto, perché è sbagliato togliere la ricerca sul motore che potrebbe trovare, forse, probabilmente, me lo auguro, ne sono convinto, in carburanti sintetici alternativi a basso impatto ambientale, quindi non il vecchio diesel, non la fonte o il benzina, la fonte non rinnovabile, ma è un peccato abbandonare la ricerca in quell'ambito là, per cui anche qui l'Europa, io francamente, ha fatto una normativa che non comprendo, ma ripeto, lo dico alla luce, magari dovrò buttare via la mia laurea in ingegneria meccanica, però ne sono convinto di questo. Ecco, quindi quello che possiamo fare noi stiamo cercando di fare tutto il possibile, però oggi per noi la priorità assoluta è quella di interloquire nel più breve tempo possibile con il governo per fargli capire che il problema che fino ad oggi era relativo prevalentemente al bacino padano, intanto con la nuova normativa europea riguarda tutta Italia, perché ci entrano dentro anche tantissime altre regioni, non è più un problema solo del bacino padano, e in secondo luogo in l'interlocuzione del governo a livello europeo. Ci siamo proposti più volte come regione di bacino padano di andare ad accompagnare il governo in Europa. Fino adesso non ci è stata data questa possibilità. Noi continuiamo a chiederlo, non perché non ci fidiamo del governo, ma perché pensiamo di dare un valore aggiunto a questa interlocuzione, che ci preoccupano un poco. Quindi, cosa posso dire? Posso dire che noi abbiamo cercato di fare il possibile. Prima sono stati evidenziati i finanziamenti che abbiamo erogato in questi ultimi
anni, in questi ultimi 3 anni, sono 834 milioni di euro, quindi non è che a volte no, non si fa niente, la regione non fa niente, i comuni non fanno niente, non è propriamente così. È che poi dopo queste cose sono quelle cose che non fanno notizia, no? Perché poi quando le cose le migliori, voi giornalisti fate più fatica, no? A veicolarle. Quando le cose vanno male, c'è la polemica, allora è più facile, no, veicolarle. Io dico sempre, se faccio un bacino di laminazione, una briglia o un consolidamento arginale e funziona, non fa notizia. Se crolla l'argine, allora il giorno dopo i giornali sono pieni di questi interventi. Perché dico questo? Perché nelle Marche abbiamo visto i giornali pieni e non si sono fatte le opere di prevenzione, eccetera, eccetera, no? Però è un tema anche questo, no? Perché c'è la sindrome di NIMBY, insomma, tutti aspetti che chi si occupa di ambiente conosce perfettamente, no? Prima è stato citato l'impianto di Fusina, insomma, il tema è ampio, complesso, variegato, noi ci siamo, facciamo il possibile. Io ringrazio Lega Ambiente perché ovviamente loro hanno un ruolo che è quello di parte, però tutto sommato devo dire che hanno un ruolo di parte che è sicuramente di parte, però tiene conto anche di alcuni aspetti che si rendono conto, prima ho sentito le richieste, no? Alla Regione chiediamo alcune cose, eccetera, ma non è un entrare a gamba tesa dicendo avete sbagliato tutto, non state facendo nulla. E questo è importante per noi assessori, no? È stato detto anche da chi mi ha preceduto, perché se no essere attaccati da tutte le parti diventa anche difficile. Uno la sera arriva a casa e dice caspita, cioè, ma chi me lo fa fare? Cioè, a questo punto che io faccia o non faccia sono sempre attaccato, allora non faccio, almeno mi attaccano per qualcosa. Invece io nell'interlocuzione che ho con Lega Ambiente, che evidenzia anche gli aspetti positivi, no? Sulla raccolta differenziata li evidenzia perché in Veneto siamo a un buon livello. Sulla qualità dell'aria evidenzia l'aspetto negativo, perché oggettivamente in Veneto, come in tutto il bacino padano, siamo in una posizione difficile. E quindi accolgo anche i suggerimenti che ci vengono dati da chi evidenzia gli aspetti negativi, perché io credo che più input arrivino agli amministratori, ovviamente non in maniera di condanna, ma in maniera propositiva, io credo che siano un valore aggiunto importante per poter dopo decidere, fermo restando che chi fa l'amministratore, come ho detto all'inizio dell'intervento, deve valutare tutti gli aspetti, quindi non può tener conto solo di una parte, ma deve tener conto anche degli altri aspetti. Banalmente ho evidenziato l'aspetto non politico, perché insomma prendere i voti o non prendere i voti, poi insomma quando si parla di qualità della vita dei cittadini interessa poco, ma ad aspetti giuridici con i quali noi siamo costretti a confrontarci costantemente, che ci piaccia o non ci piaccia. Quindi abbiamo anche tutta una serie di condizioni al contorno, di vincoli che insomma a volte ci limitano e non ci consentono di fare proprio tutto quello che vorremmo, soprattutto in un contesto come l'attuale in cui i cittadini non riescono ad arrivare a fine mese. Sono stato troppo lungo, lo so, e infatti Martina mi sta già richiamando, però scusate, ma mi sono fatto prendere un attimo la mano, ho approfittato di questo spazio. No, ma evidentemente significa che vi dovete incontrare più spesso, perché mi pare che ci sia stata voglia di confronto. Io ho avuto questa impressione da osservatore neutrale. E Luigi Lazzaro? Sì, velocemente volevo sottolineare due cose veloci. Una, intanto anche a noi fa piacere esserci incontrati e aver avuto questa opportunità, però i comuni si incontrano, ecco perché la Regione ha istituito il tavolo, il comitato di indirizzo e sorveglianza, e quindi già quello è un luogo dove sul tema della qualità dell'aria gli amministratori si incontrano. Noi crediamo che vadano arricchiti, lo dicevo prima, questi incontri anche con uno sguardo più forte verso interventi di non quei tavoli, ma diciamo che poi la traduzione di quei tavoli sia portata tra i cittadini, perché il coinvolgimento del pubblico, della società civile, la comprensione, la conoscenza, crediamo debba mettersi al passo anche al lavoro che stanno facendo gli amministratori nella conoscenza delle difficoltà. Lo dico perché spesso abbiamo sentito, vorrei sottolinearlo, la domenica ecologica, il blocco del traffico, sono sempre problemi per i cittadini. Allora io chiederei questo sforzo agli amministratori e agli assessori di ritornare a considerare la domenica non il giorno del divieti, e non la giornata dell'ambiente,
non è che dobbiamo fare la giornata per l'ambiente vietando qualsiasi cosa che sia contro l'ambiente, ma restituiamo la domenica ai cittadini, insieme dentro l'ambiente, dentro l'ecosistema. Allora forse queste domeniche ecologiche, che oggi sono vissute, e io vi do ragione, nella stragrande maggioranza come la giornata delle limitazioni, oggi è il giorno dell'ambiente, non possiamo usare l'auto, trasformiamole, oggi è la giornata in cui posso essere un cittadino consapevole che fa tutto quello che può fare, agevolato in città, cercando di inquinare il meno possibile, e poi condividere come lo state ben facendo con tutte le iniziative culturali. Però ecco, forse provare a uscire da questo ragionamento che la domenica è il giorno che dobbiamo mettercelo in tasca, la domenica ecologica è il giorno del danno per il cittadino, ecco, forse è già un messaggio che non va bene che noi diamo a tutti i cittadini. Su questo chiedo uno sforzo in più. E poi volevo chiudere sulle richieste delle regioni. Mi sembra sia stata detta una cosa molto interessante prima, che le regioni del nord dell'accordo di bacino hanno chiesto all'Unione Europea con un paper, insomma ce lo raccontava prima la regione, hanno chiesto di essere considerati sotto alcuni aspetti, e io trovo che le richieste che la regione ha fatto e oggi ci ha mostrato siano di assoluta ragionevolezza, siano delle richieste di gradualità, e quindi di arrivare agli obiettivi con gradualità, e ragionevoli rispetto alle difficoltà orografiche che abbiamo ben capito di questa regione. Allora su questo però cerchiamo di lavorare tutti insieme, perché l'altro aspetto importante, sempre citato questa mattina, è quello dei finanziamenti. Lo ricordava Martina Zamboni in apertura di tavolo, i soldi ci sono e quindi non è un problema di soldi, così almeno Laura D'Aprile ha provato a metterci, diciamo, di fronte al fatto che di finanziamenti ce ne sono tanti, sono legati alle difficoltà che raccontava l'assessore Bottaccine, quindi a amministratori che si muovono sul finanziamento e la norma, perché non sempre il finanziamento risponde alle necessità poi reali del territorio, però è anche stato detto che manca una filiera di raccolta di quali sono gli interventi migliori e quindi delle buone pratiche, io la traduco così, quello che diceva la dottoressa D'Aprile, per poi fare in modo che quei finanziamenti che ci sono vengano presi e dirottati su iniziative concrete. Oggi, e chiudo il mio intervento tornando all'inizio di questa mattina, cioè di quello che abbiamo provato a fare oggi, abbiamo provato a cambiare il paradigma, cioè non parlare di quanto male fanno i comuni dei top, come diceva, o meglio, dei top down, insomma, ecco, di quelli che fanno peggio di tutti, come diceva l'assessore di Padova Aragona, che poi si parla solo di quello, ma parlare invece di cose buone che si stanno facendo e si possono fare. Allora l'idea che queste buone pratiche possono essere uno stimolo per gli amministratori, per i tavoli tecnici, perché si conoscano di più, perché si mettano in rete, queste e anche altre che magari si stanno sviluppando, che ci avete accennato oggi, perché poi diventino patrimonio non solo dell'amministrazione che le ha messe in pratica, ma anche dei vicini di casa e quindi degli altri amministratori. Qui siamo le città, abbiamo chiesto alle città di essere presenti, che hanno un ruolo veramente nodale rispetto anche alle emissioni, insomma, che dove abita più popolazione, ma l'inquinamento è diffuso e quindi da voi noi ci aspettiamo anche il raggiungimento, cosa che già fate, degli altri comuni, dei vostri agglomerati piuttosto che della città metropolitana. Allora, oggi queste diciamo, buone pratiche abbiamo provato a metterle insieme e adesso chiedo a Piero De Candia, direttore del Legamento Veneto, di venire qui, che magari molto rapidamente ci fa l'elenco, diciamo, di quelle che oggi citiamo come buone pratiche, cioè elementi che speriamo passino al cittadino per capire, o meglio conoscere e poi andare a capire e approfondire insieme a voi, e forse possono essere questo un elemento, così di nuovo l'ultima richiesta alla Regione, che venga un po' preso e inserito nel CIS, nel tavolo appunto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, e sviluppato all'interno di quel comitato un luogo di discussione sulle buone pratiche e sulla loro, diciamo, possibilità di essere prese e copiate o adeguate in altri territori. Okay. Grazie Luigi, io mi limiterò a concludere quanto abbiamo un problema con la sala che dovremo lasciarla tra qualche minuto, per cui sottolineo le buone pratiche che penso abbiate visto tutti in cartellina, e chi è collegato da Roccia a Casa può trovarle nel sito
Legambiente Veneto e sono delle buone pratiche che sostanzialmente disegnano un quadro del Veneto di comuni che fanno. Anche i comuni piccoli fanno, penso a Castelfranco per le zone scolastiche, penso a Sando Anà di Piave per la ciclabilità, penso al comune di Bassano per la capacità di mettere in rete svariati progetti sull'efficientamento, oltre che ai comuni anche ancora più piccoli come quelli di Jesolo che autonomamente e volontariamente decidono di aderire alla delibera della regione per ciò che riguarda la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria. Una sottolineatura molto importante è quella del coordinamento delle città che sottolineava anche Luigi prima e con delle particolarità. Abbiamo visto banalmente il bando Attenti alle porte, un bando creato dalle città o luogo di provincia con Treviso come capofila che ha un impatto anche sul territorio grazie alla collaborazione con Union Camere. Ecco, io qui mi fermerei appunto per motivi di tempo. Un fortissimo grazie a tutti quelli che hanno consentito la buona riuscita dei lavori di oggi, dai relatori che sono stati di altissima qualità, a chi ha collaborato alla realizzazione della giornata, quindi soprattutto oltre che al nostro staff all'unità operativa per la tutela dell'atmosfera che veramente ci ha dato un grandissimo aiuto per la realizzazione dell'evento. Grazie mille e speriamo che questo sia un primo incontro di molti altri dove tutti quanti lavoriamo per ottenere ottimi risultati, per migliorare sempre di più. Grazie mille e scusate un forte grazie a Regione Veneto che ci ha consentito e all'assessorato all'ambiente che ci ha consentito di realizzare questo summit. Grazie mille. C'è un piccolo buffet, sì, giusto. Un aperitivo in sala, al bar, insomma, c'è nella sala. No, c'è un light lunch in sala stampa. Ah, in sala stampa da quella parte.